Buongiorno, ben trovati telespettatori di Antenna 3 per questa nuova edizione straordinaria dedicata all'emergenza coronavirus, all'emergenza che il Veneto, l'Italia, il mondo stanno ormai combattendo da giorni, da settimane. Il Veneto in particolare da oltre un mese, da quel 21 febbraio quando il primo focolaio esplose a Vo Euganeo in provincia di Padova. Ci sono i dati, c'è il bollettino di guerra quotidiano che sfiora oggi quota 7.000 contagiati, per l'esattezza 6.935 sono i positivi su tutto il territorio regionale del Veneto, una cifra davvero enorme, più 353 i casi, quindi c'è stato un aumento nelle ultime 12 ore monitorate dalla Regione del Veneto di 353 casi, è uno degli aumenti più consistenti degli ultimi giorni, segno che la curva, il trend è in continua ascesa. 14 i decessi che si sono registrati nella notte. Questo bollettino fa riferimento alla tarda serata di ieri e alla notte che ci siamo lasciati alle spalle, quindi un arco temporale di 12 ore per l'appunto. 14, vi dicevo, i nuovi decessi, i morti positivi al coronavirus, 3 nel Veronese, 1 a Belluno, 2 nel Trevigiano all'ospedale Covid di Vittorio Veneto, 1 a Mirano nel Veneziano, ma la maglia nera spetta a Vicenza, un morto a Bassano, 6, addirittura 6 all'ospedale di Vicenza. Questa quindi la contabilità con i posti di terapia intensiva che continuano a essere occupati, 326 per l'esattezza, sono aumentati di 8 unità in una sola notte. Si sta andando verso l'esaurimento dei posti di terapia intensiva. C'è sempre da ricordare che ci sono tanti altri malati, non solo da coronavirus, questo è un dato che il governatore Zaia e i direttori generali della sanità veneta ricordano sempre come un mantra, perché per l'appunto non ci sono soltanto i malati di coronavirus, questa emergenza si va a innestare su una struttura sanitaria pienamente operativa e che fino a un mese fa era in altre faccende affaccendata. Questa quindi la situazione questa mattina con questo bollettino davvero grave, ma la mattinata di oggi è contrassegnata dal dibattito politico, un dibattito politico che è iniziato ieri sera nell'aula della Camera a Palazzo Montecitorio, questa mattina è proseguita nell'aula del Senato a Palazzo Madama con la relazione del Premier Conte. Cosa ha detto Conte? Conte ha ribadito la necessità di arrivare a un nuovo decreto per rilanciare e sostenere l'economia in questa fase, ha detto che serve un'Europa unita, ha lanciato tanti messaggi, ma su tutti quello iniziale, il ricordo delle vittime, ma anche il plauso, il ringraziamento agli operatori sanitari. Vediamo cosa è successo poco fa al Senato. Nel corso del 2020 e soltanto un'azione politica di sinergia potrà permettere all'Eurozona di tornare su un sentiero di crescita sostenuta. È convinzione del Governo che ad oggi nessuno degli strumenti disponibili, nessuno, progettati durante precedenti periodi di crisi di differente natura, pensiamo all'ultima del 2008, differente natura, possa costituire un veicolo idoneo ad attuare quella coraggiosa risposta economica alla pandemia di cui tutti i cittadini avvertono la necessità. Per questa ragione l'Italia continua a lavorare alla creazione di strumenti di debito comuni dell'Eurozona, che possano finanziare gli sforzi messi in campo dai governi e costruire un'adeguata linea di difesa. Si è ragionato anche in questi giorni di Corona Bond. Non è una formula linguistica che mi fa impazzire.
propenderei forse, se devo dare un suggerimento, per European Recovery Bond, ma non è un problema di lessico. Nelle ultime ore ho portato avanti un'iniziativa condivisa dai leader di altri 8 Stati membri: Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia e Spagna. Ieri abbiamo inviato una lettera che ho sentito per telefono al Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, con la quale abbiamo espresso un chiaro punto di vista. L'Europa può affrontare questo shock soltanto facendo ricorso a misure straordinarie, a misure eccezionali. Ecco, proprio oggi pomeriggio il Premier Conte si confronterà con tutti gli altri leader europei. C'è da mediare, ci sarà molto da mediare nelle ore in cui è ritornato prepotente anche il nome di Mario Draghi come eventuale salvatore, come possibile, futuribile Premier in pectore per il rilancio, per il rinascimento, tra virgolette, che dovrà portare l'Italia fuori dalla crisi che si è innescata con il coronavirus. Ma stiamo ai fatti, stiamo ancora in quest'Aula del Senato che oggi ha accolto le parole del Premier in uno scenario surreale, senatori distanziati ovviamente con il famoso droplet, mascherine, guanti, però all'inizio è esploso anche un applauso spontaneo e particolarmente commosso. Vediamo. Signora Presidente, gentili senatrici e gentili senatori, la diffusione dell'epidemia da coronavirus ha innescato in Italia, ma anche in Europa, una crisi senza precedenti che, come stiamo vedendo, sta esponendo il nostro Paese a una prova durissima. La necessità di contenere il contagio ci sta costringendo a misurarci con nuove abitudini di vita, con un impatto negativo sull'intero sistema produttivo che coinvolge imprese, famiglie e lavoratori. Sono giorni terribili per la nostra comunità, per la comunità nazionale. Ogni giorno siamo costretti a registrare nuovi decessi. È un dolore per la nostra comunità che si rinnova quotidianamente. Perdiamo soprattutto i più fragili, i più vulnerabili. Non avremmo mai pensato nel nostro Paese di guardare immagini in cui sfilano file di autocarri dell'esercito cariche di bare di nostri concittadini. Ai loro familiari va il mio, ma il nostro partecipe pensiero, la nostra commossa vicinanza. Permettetemi Queste le immagini che ci arrivano da Palazzo Madama, dove il Premier ha terminato poco fa il suo discorso, la sua relazione ai senatori, ha riferito di quanto sta facendo il governo in questi giorni di emergenza in attesa dell'incontro con gli altri leader europei in programma per il pomeriggio, ma il Premier Conte ha anche confermato la cifra annunciata ieri alla Camera. Nel decreto di aprile saranno messi a disposizione altri 25 miliardi di euro, stanziamenti non inferiori a questa somma, detto Conte, per consentirci di lavorare e potenziare ancora di più l'intervento di marzo, quello appunto del Cura Italia, quello per intenderci di lunedì scorso. 25 miliardi di euro, ulteriori 25 miliardi di euro, ma ieri sera il governatore del Veneto Luca Zaia, nel corso del telegiornale di Treviso con Ferdinando Avarino, ha
ribadito che 25 miliardi di euro sono troppo pochi, ma sentiamo le parole dello stesso Zaia. Ci sarà un intervento almeno di altri 25 miliardi ad aprile, almeno di altri 25 miliardi, questo è un dato importante. Senta, molti... mi perdoni, però sono pochi. Consideri che la Germania, e non lo dico per polemica, ma la Germania ha stanziato 550 miliardi. Non è che possiamo pensare di uscire dall'emergenza sanitaria e poi iniziare l'emergenza economica delle aziende che falliscono. Le aziende vanno tenute in vita, sostenute in questa fase. Guardi, no, non lo dico perché sono controparte, ma lo dico semplicemente perché mi sembra logico. Se la Germania mette 550 miliardi, noi non ne possiamo mettere solo 25. Allora, prima di altre domande poi dei telespettatori, questa sui tamponi, ci scrivono, oggi lei ha ribadito come ci sia difficoltà a trovare anche i reagenti per i tamponi, quindi non riusciremo ad arrivare ai 20.000 tamponi al giorno che lei sperava? Ma no, guardi, ce la dobbiamo fare, noi siamo veneti, se ci serve il fuoco non abbiamo l'accendino, usiamo la pietra focaia, se ci servono i tamponi non abbiamo i tamponi, non abbiamo i reagenti, ce li facciamo esattamente quello che stiamo programmando e progettando di fare. Abbiamo comprato anche dei macchinari e peraltro al professor Crisanti dell'Università di Padova abbiamo comprato, come ovviamente Sanità del Veneto, una macchina da 400.000 euro circa che farà 7.000 tamponi al giorno. Poi ha ricordato i 400.000 più 100.000 regalati, ma sono quelli rapidi e sono solo per chi ha maturato gli anticorpi e quindi giusto, non sono il tampone vero e proprio, anche se oggi c'è una nuova iniziativa dal Belgio e speriamo possa essere utile. Però molti ci stanno dicendo io me lo voglio pagare il tampone. Magari si potesse far così, c'è penuria di tamponi e non è che siamo in grado di fornire il servizio in questa maniera, però posso anche garantire che adesso si stanno tamponando, o meglio si stanno testando tutti i dipendenti della sanità, dopodiché le case di riposo, e per quanto riguarda la sorveglianza dico che chi è in isolamento non gli cambia il fatto del tampone o no, perché il tema è sempre il tema dell'isolamento e della sorveglianza. Ovvio che poi se uno ha sintomi il medico di base sa come regolarsi, voglio ricordare che c'è una rete di medici di base che hanno garantito tra l'altro l'operatività telefonica, insomma la rete funziona. Abbiamo 1.800 persone in ospedale, ne abbiamo quasi 18.000 in isolamento a casa, capite che sono numeri non facili da gestire. Io capisco che magari il cittadino giustamente ragiona come ci fosse solo lui, ma in Veneto ce ne sono 4.800.000 ed è difficile gestire una situazione del genere. Cerchiamo di fare il nostro meglio e vedrete che ne verremo fuori bene. Tra i tanti video che girano, ne gira uno con le mascherine azzurre, che sono le mascherine chirurgiche. Sì. E penso sia fatto in Asia e si vede sta macchina. Quello che viene fatto cucito da gente in canottiera. Sono cucite, a parte la gente in canottiera scalzi e tutto, queste mascherine cadono per terra, poi c'è qualcuno che le raccoglie, fa le scatolette e poi noi ce le mettiamo in viso. Per dire, allora, c'è qualcuno che ha avuto da ridire per una mascherina regalata da Grafica Veneta, che è sterile, peraltro sterile, cioè è garantita che non ha batteri, niente, ha un processo di lavorazione tutto asettico, quindi è sbagliato definirla sterile, ma comunque diciamo un processo di lavorazione col tessuto certificato e tutto, con un'azienda certificata. Ho visto gente che si è addirittura avventurata a fare il tutorial per dimostrare tutte le cose che non vanno bene. E poi ci sbattiamo in faccia la mascherina dove ci hanno camminato sopra a piedi nudi, magari in Asia, in Cina, da qualche parte, mentre la facevano. Cioè, questa è l'ipocrisia di alcune persone che vediamo nei video. Queste le parole di Zaia ieri sera durante il telegiornale di Treviso con Ferdinando Varino in studio. Zaia quindi ha bocciato di fatto questo nuovo decreto del governo, servono più risorse, ha detto, e questa è un po' la critica che in queste ore sta arrivando da più parti, dall'opposizione ma anche dalle categorie economiche che continuano a ribadire come serva un piano shock con una pesante iniezione di liquidità. E in queste ore è arrivata anche la nuova nota del Ministero dello Sviluppo Economico con la stretta sulle attività economiche, quindi con un nuovo elenco rispetto a quello diramato nella giornata di domenica. Si vanno a limitare le attività dei call center,
ma anche la fabbricazione di carta, articoli in materie plastiche e ingegneria civile. Si vanno a limitare anche la fabbricazione di corde, gli articoli in gomma, le macchine per l'agricoltura e per l'industria alimentare. Via libera invece alla fabbricazione di confezioni in vetro per alimenti, di batterie e pile, di macchine automatiche per l'imballaggio. Disco verde anche per le agenzie di somministrazione. Sono queste le novità scaturite ieri nel confronto tra governo e sindacati. Il decreto è stato firmato poi in serata dal Presidente della Repubblica. Un ulteriore giro di vite che era stato chiesto in nome della sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dei sindacati che oggi potranno intervenire anche presso le prefetture territoriali per monitorare l'evoluzione della situazione, quindi la chiusura delle varie attività commerciali. Questa quindi la situazione, questa la novità di giornata. Nel corso della nostra diretta cercheremo di capirne di più con le categorie economiche stesse e con la Camera di Commercio. Ieri sera però nel corso della nostra diretta il governatore Zaia è ritornato su un tema molto particolare, o meglio ha fatto una sua proposta molto particolare, quella di istituire, una volta finita l'emergenza, ovviamente una giornata per ricordare il dramma che stiamo vivendo tutti quanti noi. Sentiamolo. Se dovessimo mettere le bandiere all'utero dovremmo lasciare tutto il giorno. Immagino che questa guerra, quando sarà finita, avrà una sua giornata di commemorazione, perché vale una giornata di commemorazione, questa è la verità. E quindi come accade in guerra, al fronte non hai morti ma hai caduti, e il linguaggio di una guerra è questo. Però il mio auspicio è che poi ci sia una giornata di commemorazione nazionale per non dimenticare coloro che si sono sacrificati per la salute altrui, e anche per non dimenticare le tante schifezze e le tante porcherie che ci troviamo ad affrontare. Una giornata di commemorazione ai caduti da coronavirus. Vabbè, questa sia una... Ma guardi, certo. Guardi, al minimo sono migliaia di persone, cioè lo facciamo giustamente per il Vajont, lo facciamo per la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, lo facciamo per l'11 settembre, lo facciamo per molte altre attività, eventi, che non capisco per quale motivo a fine bilancio non si possa stabilire che per ricordare cosa è stata questa tragedia, che venga anche commemorata. Io lo trovo assolutamente giusto. Così Zaia ieri sera nel corso del telegiornale di Treviso. Una giornata, una volta finita l'emergenza, per ricordare i giorni drammatici che stiamo vivendo in trincea. E a proposito di trincea, fra poco meno di 50 minuti la Regione, Zaia e i diversi assessori, Bottacin, Lanzarin, torneranno ad aggiornare sulla situazione, sulle ultime 24 ore. Il consueto punto stampa, quello che è diventato un appuntamento per tanti veneti. All'unità di crisi di Marghera c'è la collega Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a te Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo qui in attesa di poter entrare all'interno della sala stampa della Protezione Civile per il quotidiano Punto Stampa con il governatore Zaia, in attesa di capire quali saranno le novità di oggi, se ce ne saranno, e soprattutto avere un aggiornamento dei dati come di consueto. A questo proposito però io ne approfitterei per fare un sunto di quelli che sono i dati per quanto riguarda il veneziano, un po' così per rendere anche noti alcuni numeri ai nostri telespettatori. Innanzitutto, rispetto agli ultimi dati nel veneziano si è registrato un lieve rallentamento di casi, anche se sappiamo che per il picco ci vorrà ancora del tempo. Come ovvio che sia, data anche
dato anche il numero della popolazione, il comune più colpito è Venezia, stiamo parlando sia di Venezia città che della terraferma. Però vorrei parlarvi anche dei numeri che riguardano ad esempio Chioggia, dove ci sono 70 casi di positività con 252 isolamenti domiciliari. Al lato opposto invece si trova Cona, il paese, lo ricordiamo, epicentro dell'accoglienza dei profughi, che è stato a lungo nelle prime pagine dei giornali proprio per quanto riguarda la situazione dei profughi, con un hub nella frazione di Conetta, che è invece l'unico a costante saldo zero. Dunque questa è la situazione che c'è a Conetta, nessun contagiato e nessun isolamento precauzionale. Sarà forse anche una casualità, ma ancora una volta forse si potrebbe dire che Cona diciamo è un caso sulle generis, insomma, dunque un caso che fa parlare di sé anche per questo motivo. Per quanto riguarda invece la zona del Veneto orientale, quindi stiamo parlando di ULS 4, le persone contagiate fino a ieri, il paese più colpito è San Donà di Piave con 62 casi, seguito da Portogruaro con 34 e Jesolo invece con 17 persone contagiate. Allora, a questo proposito, alla luce anche di tutti questi dati e dei numeri che stiamo vedendo, insomma, che abbiamo avuto nell'ultimo mese e poi quelli degli ultimi giorni, io vi volevo rendere partecipi di un episodio che mi è capitato proprio poco fa, ovvero si è fermato un signore in bicicletta chiedendo se lui poteva girare, poteva andarsi a fare i suoi consueti giri con la bicicletta, visto che è una sua abitudine quotidiana. Naturalmente gli sono state spiegate tutte le disposizioni del caso, perché evidentemente quanto viene fatto non è ancora abbastanza, perché forse non riesce ad arrivare alle orecchie di tutti, e di tutta risposta mi è stato detto: ma io sto bene, non sono malato, non ho alcun sintomo. Ora vorrei che continuassimo a specificare che stare bene non significa e non avere alcun sintomo non significa automaticamente non avere contratto il virus, perché abbiamo parlato e l'abbiamo fatto tantissime volte in tutte queste settimane dei famosi casi di positivi asintomatici, quindi questo potrebbe essere stato anche uno di quei casi. Allora è giusto continuare a ribadire questo concetto: non significa che non avere alcun sintomo o sentire di stare bene automaticamente non si sia portatori del virus. Questo è molto importante da continuare a specificare, e dunque di conseguenza è importante e fondamentale continuare a rimanere a casa, come stiamo ribadendo quotidianamente, sistematicamente, perché evidentemente ci sono ancora delle persone che non riescono ad entrare nell'ottica di questo sistema, e allora è fondamentale questo messaggio proprio per tutte quelle persone che ancora non hanno capito che anche se stanno bene, non hanno alcun sintomo, devono comunque rimanere a casa. Fatelo per voi, ma fatelo soprattutto per chi vi sta intorno, per i vostri cari e anche per il resto della popolazione, perché uscire potrebbe comunque essere motivo di contagio. Quindi cercate per cortesia di portare tutti pazienza fino a che questa emergenza non sarà finita, fino a che non sarà possibile e non arriverà l'ok di poter uscire di casa liberamente, perché questo è il bene di tutti. Scusami Cristian se ho voluto ribadire ancora una volta questo concetto, però evidentemente relazionandoci sempre con tante persone e avendo a che fare anche noi uscendo e incontrandole, queste sono alcune delle situazioni che ci troviamo ad affrontare, io come tanti miei colleghi, come tanti di noi e tanti di voi, e quindi è importante continuare a sottolinearlo, perché evidentemente non è mai abbastanza. Certo Ilaria, fai benissimo. Un altro tema, un altro problema, un'altra questione che i nostri telespettatori continuano a sottoporci in tutte le forme possibili e immaginabili è quella delle mascherine, soprattutto di quelle mascherine che sono in corso di distribuzione. Quelle diciamo che sono state realizzate dalla Regione con Grafica Veneta. Ecco, su questo fronte, secondo te si è capita l'operazione, si sono capite anche le modalità di utilizzo di queste mascherine?
Ecco, su questo fronte io credevo insomma che il messaggio che avevamo portato proprio già dal primo giorno in cui è stata annunciata proprio qui nella sala stampa della Protezione Civile di Marghera, quella che sarebbe stata poi la distribuzione di queste mascherine, che tanti concetti ribaditi dallo stesso governatore, poi dalla stampa e anche proprio da noi per quanto riguarda sia la funzione che poi l'utilizzo di queste mascherine fosse chiaro, ma evidentemente anche in base a tutti i messaggi, le telefonate, le richieste che vengono rivolte a noi, alle nostre redazioni, ancora certe cose non sono state capite. Ad esempio, l'abbiamo detto più e più volte, queste mascherine non si possono lavare, cioè è un concetto molto chiaro, nel senso sarebbero addirittura usa e getta, dopodiché è ovvio che se la si utilizza, cioè sta poi alla fine un po' il buon senso, no, delle persone, perché se la si utilizza quella mezz'ora per andare a fare la spesa, eventualmente poi si può pensare di disinfettarla con lo spray igienizzante oppure con un disinfettante, sempre che non sia insomma usurata, perché poi comunque bisogna anche cercare di entrare in quello che è il concetto: ho 2 mascherine o ne ho una sola, devo cercare di tenerla al meglio possibile fino a che non ne avrò altre o non me ne saranno fornite altre, e dunque in questo caso sta il buon senso. Ma ad esempio una delle domande che ci vengono continuamente rivolte è se si possono lavare per poi riutilizzarle. Ecco, non si possono lavare per poi riutilizzarle, perché altrimenti poi insomma è molto probabile che non ne resti più nulla, quindi eventualmente pensando di utilizzarle poco, perché questo è l'utilizzo che bisognerebbe farne, dunque solo per scendere a portare la spazzatura o per recarsi a fare la spesa, insomma, o per portare fuori il cane, allora in questo caso si può pensare di igienizzarle in qualche modo, ma anche in questo caso non è che poi duri tantissimo la mascherina in sé. Questa per esempio è una delle domande che ci viene rivolta, esatto, e che è bene continuare a specificare. Ilaria, per quanto concerne invece il punto stampa che sarà effettuato fra poco più di mezz'ora, ci sono delle indiscrezioni? Di che cosa si parlerà oggi? Ecco, in realtà non lo sappiamo ancora quali saranno i contenuti di questo punto stampa. Sicuramente avremo il consueto aggiornamento sui dati, sui ricoveri, purtroppo anche sui decessi, però su altri contenuti ancora non c'è dato sapere, quindi non ci resta che aspettare l'inizio del punto stampa con il Presidente della Regione Luca Zaia, che sarà alle 12:30. Tra l'altro da ieri è iniziata la traduzione in contemporanea con il linguaggio dei segni, che era un punto fondamentale questo. Sì, un aspetto molto importante e finalmente insomma anche la Regione si è potuta dotare di una persona che riesca a comunicare a tutta la popolazione, dunque anche a chi non è normodotato, di poter sentire e assistere a questi punti stampa in modo da essere a conoscenza di tutti i contenuti, quindi anche questo è un aspetto molto importante e cui la Regione è riuscita ad arrivare insomma anche in un tempo abbastanza breve. Ilaria, ti ringrazio, ci aggiorniamo più tardi, buon lavoro a te e a Sandro Ponchio. A dopo, buon lavoro, grazie. Grazie anche a voi, buon lavoro. Eccoci, questa Ilaria Marchiori dall'unità di crisi di Marghera, luogo che abbiamo cominciato a conoscere proprio in queste settimane, che di fatto è il fulcro della gestione dell'emergenza su tutto il Veneto. Qui si tengono le videoconferenze con Roma, con i direttori generali del Veneto, con la Protezione Civile Nazionale. Da qui partono tutte le informative, qui vengono aggregati i dati, quelli che noi vi diamo ora dopo ora, giorno dopo giorno. Da ieri c'è un dato aggregato anche per quanto concerne le case di riposo, che sono diventate
dei focolai, in alcuni casi dei focolai molto pesanti con esiti drammatici. Pensiamo a quello che sta avvenendo a Merlara, ma in tante altre strutture del territorio veneto. Ritornerei sulla questione economica e sul decreto di cui vi ho dato prima lettura, sul fatto che ieri c'è stata questa ulteriore stretta alle attività economiche. Un decreto che va di fatto a correggere quello adottato sabato e firmato poi domenica. C'è un'ulteriore quindi stretta sulle attività che possono rimanere aperte, di questo poi alla fine si tratta. I sindacati avevano posto la questione della sicurezza. Ecco, ieri c'è stato l'incontro e ne è sortito questo nuovo documento. Per parlarne siamo in diretta, in collegamento Skype con Mario Pozza. Mario Pozza, presidente Unioncamere del Veneto e presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno. Proprio con Mario Pozza ci eravamo sentiti domenica sera per un commento a caldo del decreto. Ecco, dopo pochi giorni ci ritroviamo a commentare un altro decreto, Presidente. Ecco, cosa sta succedendo tra le imprese? Qual è il clima? Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Ma tra le imprese sta succedendo quello che ovviamente quando c'è una situazione anche di confusione purtroppo si riflette anche sulla società e soprattutto sull'economia, quando si prendono decisioni e poi si cambiano continuamente. Tra l'altro l'ultimo decreto del Ministero che va a modificare un po' quali sono le attività che possono continuare le produzioni, troviamo anche delle sorprese, insomma. Probabilmente qualcosa sta sfuggendo al Mise nel redare questi nuovi codici Ateco, perché vengono eliminati i macchinari dell'agricoltura e l'industria alimentare, che sono attività affine, perché c'è una continuità in questa filiera, no? E quindi probabilmente bisogna anche stare attenti, perché quando tu adotti questi provvedimenti, allora lunedì le attività hanno continuato ad operare, eccetera. Adesso cosa dovranno fare questi? Dovranno chiedere alle prefetture una deroga perché sono attività che vanno a supporto della filiera e quindi non le puoi tirare via. E quindi probabilmente c'è un po' anche di confusione, credo, al Ministero dello Sviluppo Economico, perché cosa vuol dire questo? Vuol dire il sistema agroalimentare italiano è uno dei più importanti in Europa. E la produzione di macchine agricole è una delle più importanti d'Europa assieme alla Germania. Ma per macchine agricole non si intende solo il trattore o la falciatrice, ma si intende anche tutto quello che serve non solo alla produzione del latte, tutto quello che serve alla produzione di succhi di frutta. Ecco, e quindi c'è effettivamente anche una possibilità che su questa confusione ovviamente andiamo ad interrompere una filiera che ha un peso non di poco conto, perché il settore macchine agricole 1 miliardo di esportazioni conta nel Veneto e il settore alimentare conta 1,2 miliardi. Hanno aggiunto poi dei nuovi codici Ateco operativi che sono quelli legati dei radiatori, insomma ha messo qualcosa. Ad esempio i radiatori vale 400 milioni di export, bene, per il Veneto. Però, come dicevo, c'è questo rischio, insomma, che in questo momento non ci sia proprio una relazione tra il Ministero e le competenze che ne devo dare l'indicazione al territorio. Perché poi adesso queste aziende dovranno chiedere l'autorizzazione al prefetto per andare in deroga. Quindi tu vai a sommare burocrazia su burocrazia. Allora, se riteniamo strategica la filiera alimentare, perché la vai a toccare? Ci dicono che è caos, ci sono tantissime aziende, migliaia di aziende in tutto il Veneto che stanno attivando queste procedure. Voi siete in contatto come Camera di Commercio con la Prefettura? Ma c'è un tavolo operativo costituito dalla Prefettura, dalla Camera di Commercio e dalla Provincia in relazione con le associazioni di categoria per aiutare la Prefettura il prefetto a dare le autorizzazioni. E quindi l'interpretazione che viene fatta
viene fatta con cognizione di causa, come ho detto la volta scorsa, cioè nel senso si vedono i codici Ateco e si vede quella filiera, quel codice, perché i codici sono due, no? Le prime due cifre, poi ci sono altre due e poi c'è una quinta cifra e quindi bisogna interpretare dalla quarta cifra in poi quali sono i codici della filiera e questo ovviamente lo sanno fare i tecnici. Questo tavolo è un tavolo, come dicevo, già nato lunedì e sta vagliando parecchie pratiche, siamo sull'ordine delle 500-600 pratiche al giorno, non molto. Se calcoliamo che ci sono 100.000 imprese in provincia di Treviso, 120.000 con le unità locali, figuratevi voi. Diventa anche un super lavoro proprio per i commercialisti, non è facile reperire questi dati. No, questi dati sono tutti in Camera di Commercio, perché quando tu iscrivi un'azienda vai con il tipo di produzione e al fianco alla produzione c'è un codice e quindi vengono lavorati. Quindi c'è il lavoro per il commercialista perché magari per l'azienda deve trasmetterlo alla prefettura oppure tanti lo trasmettono alla Camera di Commercio e quindi dobbiamo mettere insieme tutte queste domande e poi vagliarle, insomma, ecco. Poi ecco anche a precisare un'altra cosa che è uscito sul giornale. La Camera di Commercio non fa controlli sulla operatività delle aziende, non entra nei nostri compiti, assolutamente, perché è uscita anche questa voce che la Camera di Commercio farà dei controlli, assolutamente no. La Camera di Commercio fa dei controlli che sono legati all'ufficio metrico, cioè quelli tradizionali per quello che riguarda la regolarità dell'esercizio dell'erogazione del carburante, ecco, solo per dare un esempio, ma non in tema di Covid, no, non abbiamo questa competenza. Cioè, è lo Spisal, e questo lo ribadiamo, che si occupa di questi controlli. È lo Spisal. Poi per le autorizzazioni è la prefettura in base a una relazione che viene presentata dai tecnici che sono tecnici della Camera di Commercio, che si avvalgono anche del contributo delle associazioni di categoria e così questo è il programma di lavoro e l'attività. Questo, Presidente, sul fronte burocratico. Io vorrei mostrarle, se la regia mi consente, un servizio che è andato in onda ieri sera sul nostro telegiornale e che riguarda la storia di due baristi, di due compagni, un uomo e una donna, titolari di un bar a Treviso. È il numero 10, se non sbaglio. Andrea, ti chiedo di metterlo in onda, è una storia che ci deve fare riflettere. Noi abbiamo fatto quello che era giusto fare, ma adesso a chi è in serie difficoltà, perché ha obbedito come noi, penso tantissima gente, ok, ed è in serie difficoltà, veramente serie. Chi ci pensa? È una domanda carica di angoscia quella di Manuela Berna, titolare accanto al compagno Giuseppe di un bar in strada Ovest a Treviso, un locale che ha dovuto abbassare le saracinesche per decreto, inevitabile, obbligatorio, responsabile, ma resta la quotidianità. E la loro storia è la storia di tanti, perché c'è chi sta restando a casa tra tante preoccupazioni, come se non bastasse quella del virus. A noi non ci arriva dentro niente in questo momento qua, niente, però allo stesso tempo abbiamo bollette del gas e luce in arretrato da pagare sia al bar sia di casa, siamo in affitto i locali del bar e sia di casa e magari qualcuno in questo momento che paga il mutuo può aver avuto la sospensione, nel nostro caso no. Manuela e Giuseppe hanno rilevato l'attività un anno fa, un avvio non facile, ma qualcosa stava cambiando. Finalmente si cominciava a vedere un piccolo spiraglio di luce in fondo al tunnel. Poi c'è stata questa emergenza che abbiamo dovuto chiudere da un giorno all'altro e ci siamo veramente trovati che tutto quello che avevamo messo un po' da parte, tra virgolette, quel poco, l'avevamo investito tutto sul bar. Quindi noi non abbiamo niente da parte in questo momento per poter dire, vabbè, intanto attingo da lì, sperando in tempi migliori. Restano gli ultimi provvedimenti del governo, come il Cura Italia, quei 600 euro che potrebbero fare la differenza, ma anche qui non c'è nessun automatismo né tempistica precisa. Naturalmente non starò più a casa perché dovrò cercare il mangiare e naturalmente penso che trovare un posto di lavoro in questo momento sia impossibile, però almeno qualche protesta sicuramente la farò. Oppure gli tocca andare da qualcuno a mangiare? Oppure andrò a mangiare a casa di qualcuno, per carità, ma siccome non ci si può muovere di casa, non lo so. Vabbè, scriverò nella dichiarazione, l'autocertificazione, che
ho bisogno di mangiare. Noi non possiamo neanche uscire per dire andiamo a trovarci un altro lavoro, almeno momentaneo, non si può uscire, non si può fare niente, nessuno, giusto, è tutto chiuso, nessuno... come si fa? Ecco, Presidente, questi due baristi, Manuela Berne e Giuseppe Bernardi, che ringrazio anche per averci messo la faccia, dicono come si fa soprattutto quando si vive sulla liquidità anche di cassa, penso a queste decine, centinaia di piccole aziende. Chiedo a lei, Presidente, come si fa? Purtroppo dico, è un dramma, ci saranno tanti casi come questa coppia che purtroppo adesso con il mancato incasso si trovano a non avere la liquidità. È per questo che abbiamo chiesto un intervento subito, strutturato, e non può essere lo spostamento di qualche mese o di qualche giorno delle bollette o delle tasse da pagare, perché c'è l'affitto dell'attività, c'è l'affitto magari dell'appartamento dove abiti, e questo è un problema che bisogna risolvere quanto prima, assolutamente. Ecco, Presidente, le chiedo anche una battuta velocissima. Il Premier Conte questa mattina al Senato ha annunciato un nuovo provvedimento, un nuovo decreto da 25 miliardi di euro. Zaia l'ha già in parte bocciato ieri sera nel corso del nostro telegiornale, e anche tante categorie dicono sono troppo pochi 25 miliardi di euro. Lei cosa ne pensa? Sono pochi sì, perché purtroppo ci vogliono più risorse, perché quando tu blocchi un paese ci vogliono molti soldi per ripartire, e noi non abbiamo come paese una situazione facile, perché è un paese molto indebitato, perché abbiamo i vincoli europei, vediamo i capricci tra virgolette che stanno facendo alcuni paesi del nord, no, nei confronti degli eurobond, e qui si rischia anche il commissariamento, perché quando sei preso per la gola purtroppo non hai possibilità di mediare, di trovare una soluzione, e in questo momento la classe politica poi è molto debole anche. Presidente, si sta parlando insistentemente di Mario Draghi come possibile futuribile salvatore dell'Italia. Lei crede a questa ipotesi che sta circolando con insistenza? Ma io la auspico, a crederci non ci credo tanto. Perfetto. Presidente, grazie mille, buon lavoro. Grazie. A presto. A presto. Ecco, queste le parole del Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza. Adesso per noi c'è un break pubblicitario. Di nuovo insieme per questa nuova lunga edizione straordinaria dei nostri telegiornali per parlare dell'emergenza coronavirus che la nostra regione sta vivendo ormai da un mese. Lo facciamo adesso con Carlo Bramezza. Carlo Bramezza è direttore generale dell'ULSS 4 Veneto Orientale. Come tutti i direttori generali del Veneto è in trincea da un mese, è reduce da pochi minuti dell'incontro in videoconferenza con il Presidente della Regione Luca Zaia. La situazione è fluida anche nel Veneto Orientale, dove, lo ricordiamo, l'ospedale di Jesolo è stato classificato, è stato destinato a ospedale Covid-19. Ecco, buongiorno direttore Bramezza. Buongiorno. Ecco, la situazione è difficile per tutti. Le chiedo com'è lo stato dell'arte nelle sue strutture sanitarie nel Veneto Orientale, da San Donà a Jesolo. Qual è la situazione aggiornata al minuto secondo? Guardi, noi alla giornata di oggi abbiamo 202 persone che sono contagiate, distribuite su 20 comuni dei 21 comuni che compongono l'azienda del Veneto Orientale. Sono distribuiti soprattutto nelle più grandi città, che sono San Donà, Portogruaro e Jesolo, in numeri poi molto inferiori poi nel resto degli altri comuni. Noi ci siamo organizzati da subito su indicazione della Regione, creando
trasformando l'ospedale di Jesolo da ospedale riabilitativo a ospedale Covid, come da indicazioni regionali. Abbiamo creato da subito 14 nuovi posti letto di terapia intensiva che sono già operanti da alcuni giorni, poi gli altri posti di semi-intensiva li stiamo organizzando adesso e una cinquantina di posti per malattie infettive. Cerchiamo quindi dai pronto soccorsi di San Donà, Portogruaro, Jesolo di intercettare tutte le persone che sono contagiate e le ricoveriamo direttamente all'ospedale di Jesolo. Questo per mantenere, diciamo così, puliti gli ospedali di San Donà e Portogruaro, che devono continuare a svolgere le attività relative alle emergenze o agli interventi chirurgici che riguardano la cura dei tumori o quelli indifferibili che quindi non possono essere spostati. Questa organizzazione è partita da subito, è riuscita, diciamo così, molto bene, nel senso che riusciamo a controllare bene la situazione all'interno degli ospedali. Abbiamo poi fatto una convenzione con la casa di cura Rizzola di San Donà di Piave, che ha sospeso l'attività chirurgica ed ortopedica e ha destinato 50 posti letto per i pazienti o Covid non, diciamo così, gravi, oppure che escono dall'ospedale di Jesolo ma hanno bisogno ancora di un periodo, perché ancora positivi, hanno di un periodo, diciamo così, in ospedale, perché non possono ancora rientrare in famiglia. Inoltre abbiamo concluso, partirà da lunedì, un accordo con la casa di riposo di Cinto Caomaggiore, Sereni Azzurri, che era una struttura autorizzata dalla regione ma aveva ancora pochi ospiti perché è appena partita. Hanno provveduto a spostare i pochi ospiti che avevano nell'altra struttura, sempre loro, a Torre di Mosto, e ci hanno dato questa struttura in convenzione per ospitare quei pazienti che escono e usciranno dall'ospedale di Jesolo ma non sono ancora, sono praticamente guariti ma non possono ancora rientrare a domicilio, o perché a casa non hanno, diciamo così, qualcuno che li possa accogliere, accudire in maniera ottimale, o perché magari a casa troverebbero delle persone a loro volta infette e quindi ricomincerebbe, diciamo così, il giro. Quindi una buona organizzazione che, devo dire, ha visto una grande risposta da parte di tutto il personale dell'azienda, i 2500 dipendenti, ma anche e soprattutto del territorio, dei comuni, un'ottima collaborazione con le strutture private, con le case di riposo del nostro territorio. Ecco, lei, direttore, parla delle case di riposo. Da ieri anche la Regione del Veneto ha cominciato a diffondere i dati relativi alle case di riposo del Veneto. Sono dati drammatici per certi versi, l'epicentro è più verso Padova, nella zona di Merlara, ma non solo, ma in tante case di riposo del Veneto ci sono situazioni allarmanti e drammatiche. Com'è la situazione nel Veneto orientale? Sì, l'attenzione che ogni giorno il Presidente e l'assessore Lanzarin nella videoconferenza quotidiana che facciamo ogni mattina, l'attenzione che ci pongono in questo momento è quella di fare grandissima attenzione appunto sulle strutture residenziali per anziani. Noi abbiamo una sola situazione critica, che è alla casa di riposo di Portogruaro, alla IPAB Francescon, dove ci sono 8 anziani con positivi al Covid, e la struttura in questo momento siamo in stretto contatto perché appunto cerchiamo di contenere, diciamo così, il contagio. Un'ottima collaborazione anche qui con la struttura stessa, il nostro personale sta facendo anche la formazione per il loro personale proprio per il trattamento di questi ospiti. Abbiamo già fatto i tamponi anche al personale dipendente. Un'altra struttura dove abbiamo fatto dei tamponi al personale dipendente è la casa di riposo Zuzzi di San Michele al Tagliamento, dove non abbiamo casi positivi di anziani, ma c'era un operatore invece che era positivo, e quindi abbiamo esteso, diciamo così, i tamponi per controllare che non si diffonda, diciamo così, l'epidemia all'interno di questa struttura. Grazie direttore per l'aggiornamento sul fronte delle case di riposo. Per quanto concerne il personale invece, come siete messi? Ci sono situazioni di difficoltà? State cercando profili particolari? Quali sono le vostre esigenze?
In questo momento abbiamo bisogno di tutti, soprattutto avendo aumentato molto l'attività all'ospedale di Jesolo, abbiamo bisogno di medici, infermieri e operatori sociosanitari. Li stiamo assumendo quelli che appunto troviamo attraverso l'attività che sta facendo Azienda Zero di reclutamento del personale e il nostro ufficio personale. In questo periodo stiamo assumendo troviamo parecchi operatori sociosanitari, un po' meno infermieri e qualche medico siamo riusciti a trovarlo, soprattutto medici che erano in pensione, anche dei primari che sono stati primari della nostra azienda, che sono tornati in servizio nel momento di difficoltà e sono tornati appunto a lavorare in azienda. Su 2500 dipendenti dell'azienda noi abbiamo fatto i tamponi a circa 950 dipendenti, 15 di questi sono risultati positivi e sono in cosiddetta quarantena domiciliare. Direttore, rimaniamo sul tema del personale. Come siete messi con le mascherine, con i dispositivi di protezione individuale, con i dispositivi medici? Ieri il Presidente Zaia ha detto che le mascherine chirurgiche ci sono per tutti. Ecco, qual è il quadro in Veneto orientale? Allora, la situazione in questo momento è molto più tranquilla rispetto a qualche giorno fa, nel senso che Azienda Zero ci rifornisce molto bene di tutto il materiale che abbiamo bisogno come dispositivi e ne sta acquistando sempre di più e stanno arrivando. Questo ci ha permesso anche di fare una grossa distribuzione nella giornata di ieri e oggi anche a tutte le case, oltre che ovviamente ai nostri reparti, a tutte le case di riposo, medici di medicina generale, personale amministrativo, personale che sta a front office e quindi questo ci dà tranquillità. Sul resto dei dispositivi noi abbiamo un metodo con l'Azienda Zero per cui ogni mattina noi mandiamo le nostre giacenze di magazzino entro le 8:30 e l'Azienda Zero ci rifornisce sulle parti in cui risultiamo, diciamo così, che siamo in calo, che avremo bisogno nei giorni successivi. Quindi il sistema sta funzionando molto bene grazie ad una grande regia che c'è a livello regionale che ci vede tutti impegnati in questo momento. La prossima settimana, diceva Zaia, che fra poco sentiremo in diretta, arriveranno le P2 e le P3 per i dipendenti delle terapie intensive. Ci sono già, perché ovviamente se no non andrebbero dentro il reparto se non avessero queste. Diciamo che adesso sono ben contingentate. Nei prossimi giorni Azienda Zero ha fatto un grosso acquisto, ne arriveranno molte di più e quindi che sono quelle che diciamo così preoccupavano un po' più il nostro personale, ma nei prossimi giorni ne avremo di più, ma comunque non sono mai mancate, diciamo così, nei reparti di terapia intensiva mai le PP2 e mai neanche le PP3. Direttore, un'ultima domanda, focalizziamoci sulle terapie intensive e sui posti letto. Sì. Quanta disponibilità avete ancora, se ce n'è? Allora, noi abbiamo le 2 terapie intensive degli ospedali di San Donà e Portoguaro, 8 e 8 posti letto, che possono arrivare anche a 9 e 9. In questo momento qui non abbiamo ricoverati Covid, perché appunto li teniamo per il ridotto utilizzo delle sale operatorie per le emergenze o per gli interventi che riguardano tumori, che quelli continuiamo a farli. La nuova terapia intensiva di Jesolo, che ha 14 posti letto e può arrivare anche a 16 posti letto, viene utilizzata appunto solo per pazienti Covid e varia dai 12 ai 14, dipende appunto dalla giornata, di come va la giornata, perché ovviamente alcuni entrano in terapia intensiva, passano alla fase acuta e poi passano ai reparti sopra, quelli delle malattie infettive. Quindi possiamo dire che al momento nel territorio dell'ULSS 4 Veneto orientale la situazione è sotto controllo sul fronte delle terapie intensive? Sì, la terapia intensiva è sotto controllo e diciamo che anche il numero di posti letto per malattie infettive e per post-Covid, in questo momento possiamo dire che noi ci siamo organizzati. Stiamo sempre allerta, come ci dice il nostro Presidente, stiamo sempre con le orecchie alte perché la situazione può cambiare da un momento all'altro e quindi dobbiamo sempre prevedere la necessità di avere posti letto in più e il personale che sia adeguato per svolgere anche attività ulteriori.
E a proposito di cambiamenti, direttore, com'è cambiata la sua vita da direttore generale in quest'ultimo mese? È cambiata anche la vostra figura, è inutile girarci attorno, siete diventati quasi dei generali più che dei direttori di ULSS. Sì, questo ci ha insegnato molto in questi anni il dottor Mantoan a come gestire queste aziende, con polso, grinta, serietà, ma anche coinvolgendo il personale. Io giro molto tra gli ospedali, tra i 3 ospedali del Veneto orientale, perché voglio essere molto vicino ai nostri dipendenti in questo momento, anche per assicurarli, perché ovviamente c'è anche una certa paura nel personale, soprattutto quello giovane che ne ho assunto, quindi insomma cerco di essere il più presente possibile. Poi devo dire che ho una grande squadra qui in direzione, perché ci suddividiamo il lavoro, si lavora giustamente sabato e domenica fino a tardi, ma deve essere così in questo periodo, perché è veramente un periodo che nessuno si aspettava di dover vivere, ma insomma lo viviamo nel modo migliore. Direttore, grazie mille, grazie per il suo intervento, buon lavoro. Grazie anche a lei, arrivederci. Era il direttore generale dell'ULSS 4 Veneto Orientale Carlo Bramezza. Vedete alle mie spalle l'unità di crisi di Marghera, siamo in attesa di Luca Zaia, che dovrebbe appunto aggiornarci sulla situazione odierna, il consueto punto stampa. La riunione con i direttori generali è terminata poco meno di mezz'ora fa, siamo riusciti ad avere Bramezza, ma per l'appunto la riunione con i direttori si è protratta per un po' di tempo. In attesa di Zaia manderei in onda, se possibile, perché lo dovremo avere, l'intervento, la parte dell'intervento del Premier Conte questa mattina in Senato relativo al nuovo decreto, quello di cui abbiamo parlato anche con il Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza, dei 25 miliardi di euro. Eccolo qua. L'impegno del governo nel sostegno all'economia italiana naturalmente trova nel decreto Cura Italia soltanto un primo passaggio, un primo passo di carattere emergenziale. Per questa ragione il governo è al lavoro per un nuovo intervento in grado di potenziare, rafforzare le misure economiche già adottate sul fronte della liquidità, della protezione sociale, del sostegno al reddito, a favore delle imprese, delle famiglie e dei lavoratori, con particolare riguardo ma non solo, a quelli autonomi. Con il nuovo decreto miriamo a incrementare il sostegno alla liquidità e al credito che, l'ho già ricordato, con il decreto Italia è in grado già di mobilitare la cifra di 350 miliardi di euro. Con il nuovo intervento normativo confidiamo di pervenire a uno strumento che abbia stanziamenti aggiuntivi non inferiore ai 25 miliardi non inferiore ai 25 miliardi già stanziati. Consentiteci di lavorare ancora, vorremmo potenziare ancora di più questo intervento. Queste dunque le parole del Premier Conte questa mattina in aula verso le 10:30, 11, ha ribadito la cifra 25 miliardi di euro, questo l'ammontare del decreto per il mese di aprile. Abbiamo già sentito le reazioni del governatore Zaia, del presidente della Camera di Commercio Mario Pozza poco fa via Skype, ci sono già tanti interventi delle categorie, 25 miliardi sono troppo pochi, dicono quasi tutti in coro. Quindi c'è da capire se serviranno altre misure, ma vedo Zaia sullo sfondo, ci colleghiamo subito immediatamente con Marghera. Avrete prima o poi un riconoscimento, se non ve lo dà nessuno vi faccio io un diplomino alla fine. A memoria. No, grazie. E ringrazio e saluto tutti quelli che sono in collegamento via TV e via social, e dico appunto ringrazio i giornalisti perché sono parte integrante della squadra.
se non ci fosse stata la comunicazione, i giornalisti, in questa fase avremmo avuto grosse difficoltà a parlare con i cittadini. Quindi un ringraziamento a tutti i quotidiani, anche con un invito ad andare a comprarli i quotidiani, perché non è che poi si possono fare i comitati o le raccolte di firme quando non ci sono più. Fatelo adesso che avete l'opportunità, e le televisioni di guardarle e magari di comprare anche le cose che sono pubblicizzate, così il sistema si chiude. Sembra una battuta, però penso che l'attività di protezione civile che avete fatto in questo periodo sia assolutamente illuminante rispetto a questa tragedia che stiamo vivendo. Ringrazio e saluto Chiara Scipione, che è qui per il linguaggio LIS e quindi per parlare a quei nostri cittadini che non sentono, quindi ai non udenti, e che hanno anche loro il diritto in questa fase tragica di avere delle informazioni che siano assolutamente utili. Allora, voi sapete che in questa prima fase c'è il grande tema dei dati del bollettino. E i dati del bollettino oggi ci dicono che abbiamo una crescita ovviamente dei positivi, abbiamo 17.457, dico piano i numeri anche a beneficio di Chiara, persone in isolamento, e guardate che questo è un dato che dà la dimensione del grande lavoro che i sanitari del Veneto e la nostra sanità sta facendo. Questo vuol dire tamponi, effetto tamponi. Di questi quasi 7.000, sono 6.935, sono positivi. Questo è il dato di questa mattina. I ricoverati crescono. Oggi stiamo prestando cure a 1.773 pazienti. Vuol dire che abbiamo 1.773 letti occupati da pazienti da pazienti coronavirus. Domani peraltro vi annuncio, vi daremo un dato di cosa significa il resto degli ospedali. 1.773 pazienti ricoverati in malattie infettive, in terapia semi-intensiva e in terapia intensiva 326. 326 persone che in questo momento stanno lottando tra la vita e la morte, sono persone che sono in terapia intensiva, che senza quella macchina morirebbero. Molti di questi usciranno dalla terapia intensiva, abbiamo già avuto le prime uscite, ma sono 326 persone che se non ci fosse un sistema che funziona della sanità oggi non sarebbero qui. Lo dico perché la terapia intensiva significa invasiva, significa macchina che respira e quindi un respiratore meccanico. Il dato buono che cresce sono i dimessi, 508 persone dimesse, stiamo crescendo con le dimissioni e questo dà anche una dimensione di cosa significhi un sistema che funziona per le cure. Crescono ancora i morti, 287 morti. Io ve l'ho detto, è un bollettino di guerra questo. Sicuramente siamo riusciti a frenare la curva che poteva impennarsi da un momento all'altro in maniera verticale, però abbiamo i morti, 287 persone che sono morte. E da oggi vi do un altro dato che diventerà una costante, che è un dato positivo. 91 nati. Questi sono i nati di ieri, ogni giorno vi darò i nati, anche perché si possa avere una dimensione che la vita continua. E nei bollettini di guerra abbiamo sempre notizie negative. Per noi la notizia positiva sono le nostre maternità che continuano, i nostri punti nascita che continuano a far nascere bimbi e alla mezzanotte di ieri, del 25, 91 bimbi sono nati in Veneto, questi 91 nuovi veneti che vedono la luce in un momento tragico della vita di questa comunità. Cosa vi dico?
Vi dico che in questo marasma di decreti, di determinazioni o quant'altro, chiedo ai cittadini che siano assolutamente della partita. Allora qualcuno ieri mi ha detto: ma tu hai dato una notizia positiva. Sì, in effetti l'ho data una notizia positiva. Il modello è indietro di 2 giorni, cioè anzi avanti di 2 giorni. Vuol dire che le misure che stiamo adottando e che è la vera cura del coronavirus, cioè stare in casa, poi vi darò 2 o 3 indicazioni anche per i cittadini, perché sono subissato di richieste, di indicazioni, di aiuto, e è bene che oggi inizi a darle. Stare in casa per tutti quelli che non debbono uscire per lavoro o per finalità che non siano impellenti, come quella di andare a comprarsi le medicine o andare dal medico. Tutto il resto è stare in casa. Lo stare in casa noi abbiamo visto sul modello che rallenta il contagio. Allora voi capite che se questa strategia la portiamo avanti, a prescindere dalle ordinanze e da tutto, e abbiamo un atteggiamento prudente e non eroico, di non entrare nel loop mentale di dire tanto a me non toccherà mai. Quando tu hai 1700, quasi 1800 persone in ospedale e quasi 18.000 persone in isolamento, pensare tanto a me non toccherà mai vuol dire essere dei folli. Il virus c'è, è ubiquitario e noi dobbiamo evitare l'incontro con il virus. Utilizzando metodi di protezione, adesso continueremo a distribuire mascherine, cercando di approvvigionarci di qualsiasi sistema di protezione di naso e bocca. Guardate, anche se dovete fare la spesa non avete nulla per proteggervi, anche un foulard, un giro di sciarpa è più che sufficiente, piuttosto che andare senza nulla. Lavarsi spesso le mani vuol dire ossessivamente, fatelo, dopo queste ossessioni ce le toglieremo quando sarà passato tutto. Cosa vuol dire ossessivamente? Vuol dire spesso e per non meno di 20 secondi, così, così, così e così. Il virus si annida nelle mani e se ci mettiamo le mani in bocca poi, negli occhi o nel naso, ci infettiamo. Se andate a fare la spesa, utilizzate i guanti di lattice che si trovano, scartate se potete all'aria aperta gli involucri, eliminateli e pulite con una soluzione disinfettante tutto quello che vi resta in casa. Il virus si aggrappa nel cartone, si aggrappa nelle superfici ferrose, nei metalli, si aggrappa nei tessuti. Se arrivate in casa e dovete sbattere un maglione, si sbatte fuori all'aria aperta. Arieggiate il più possibile i locali, come facevano le nostre nonne. Vi ricordate una volta da bimbi vedevamo che al mattino tutte le case avevano le lenzuola con tanto di cuscini sui davanzali esposte, stavano lì tutto il giorno. Una volta si disfava il letto, adesso è inutile che lo diciamo, che disfaletti e rifaletti ce ne sono pochi in giro. Però è già sufficiente arieggiare, perché se il virus trova un ambiente confinato dove non si ricambia aria, il virus è lì. E alla minima respirazione fatta in maniera maldestra ve lo inoculate. Cercate di evitare rapporti con le persone, i rapporti con i vicini di casa, i rapporti ravvicinati, i rapporti anche intermediati. Cosa sono i rapporti intermediati? Che voi dite, ma io sono sempre stato in casa, però se quello che ti porta la spesa, no, ma io non vado a fare la spesa, me la portano, ma chi ti porta la spesa? Dove la mette la spesa? Te la deve lasciare fuori dalla porta di casa, non portartela in casa, perché potrebbe portarti anche il virus con la spesa. Ma io non esco mai di casa, escono solo i miei bimbi a giocare. Con chi vanno a giocare i tuoi bimbi? Vanno con i bimbi del vicino di casa, e i bimbi sono anche loro un vettore di virus, non sono esenti dal virus, li ricoveriamo anche i bimbi. Attenzione, e lo dico ai bambini, lo dico ai genitori, lo dico ai cittadini, a tutelare i nonni. Tutti coloro che hanno sopra i 70 anni vanno tutelati al 100%.
La macchina del volontariato, della comunità deve tutelare questa fascia di età, gli over 70, perché sono le fasce più deboli. Quindi evitate di andare a far visite a queste persone. Sembra quasi un controsenso, no? Dire di non andare a visitare le persone anziane. Oggi rischiamo di farle ammalare e farle morire. Oggi vi dico, è giusto che stiano in isolamento, è un grande sacrificio per una persona anziana non vedere i nipoti, i figli, le persone che più care, ma questo è un vero investimento per il loro futuro. Ovvio che abbiamo una sanità che risponde, ma la sanità risponde anche in base alla qualità del paziente che ci arriva. Se ci arriva un paziente anziano già cronico perché ha delle sue, è un diabetico, è un obeso, è un cardiopatico, è un asmatico e ha magari un oncologico che magari abbiamo curato per bene, se si prende un coronavirus comunque abbiamo difficoltà più che per un paziente normale a curarlo. Il coronavirus lo prendono tutti, sviluppa patologia diversa e sintomi diversi a seconda dell'ospite che trova, del corpo umano che trova, ma il coronavirus attacca tutti. Cioè, non voglio più sentir dire in giro che tanto è un problema degli anziani. Non è vero. Abbiamo persone di 30 anni intubate, abbiamo persone con gravi sindrome respiratorie decisamente giovani, adolescenti, e quindi finiamola con questa menata degli anziani. Ammesso e premesso che se anche fossero solo anziani sarebbe veramente vomitevole che qualcuno pensasse che visto che sono anziani non è un problema sociale. Il mondo intero si sta affermando e quindi non serve più rispondere a tutti quei fenomeni da baraccone che scrivono sui social o scrivevano rispetto a dietrologie, complottismi o quant'altro, perché il mondo intero si sta fermando. Ho letto, non so se su The New York Times o su un altro newspaper, ho letto del fatto che New York fa 70.000 contagi ogni 3 giorni, è chiuso il Sudafrica, in Louisiana stanno morendo persone perché non potendo far nulla si è diffusa la notizia, purtroppo sempre fake, che le cure per la malaria sono cure utili per il coronavirus, quindi stanno morendo da intossicazione dei farmaci per la malaria, perché sono epatotossici, quindi fa male al fegato e quindi partono magari le cirrosi o le epatiti fulminanti. In tutto questo contesto bisogna seguire le indicazioni. Vi dico la bella notizia che ad oggi noi pensiamo di poter dire che tutto quello che dovevamo allestire come attività di terapia intensiva ci siamo. Aspettiamo ancora le ultime macchine che devono arrivarci, ma insomma siamo pronti per una buona onda d'urto. Però non è che i veneti devono stare tranquilli e dicono tanto Zai ha fatto le terapie intensive. Cioè, non è che dici, mi spacco la gamba, tanto c'è chi me la ingessa. Ragazzi, attenzione che chi arriva in terapia intensiva fa la roulette, gioca la roulette russa. Quindi voi non dovete arrivarmi in terapia intensiva. L'unica preghiera che vi torno a fare è di stare in casa. Agli anziani, alle signore, ai cittadini in generale. Andate una volta alla settimana e comunque se potete anche di meno, una volta ogni 2 settimane se ce la fate, o ancora di meno una volta al mese, so che dico magari una cazzata, ma per darvi un'idea, fate una spesa grande e poi basta in supermercato. Non posso vedere e sentirmi dire dagli operatori che vedono, stavo dicendo pazienti, ma di fatto siamo tutti pazienti noi oggi, cittadini che vanno più volte al giorno con la scusa di comprare o lo yogurt o lo zucchero o altro per farsi una passeggiata. Non costringetemi a fare ordinanze cattive sul fronte degli acquisti. Vi fate una bella spesa, chiunque sa benissimo che per una settimana la si può fare, perché tutti noi siamo in grado di programmare una settimana. Compratevi casomai scatolame, che non vi fa mai male. E non è che io, che sono un difensore del cibo di qualità e identitario, vi dico che in questa fase ve lo consiglio io, prendetevi casomai 10 scatole di tonno piuttosto che della carne in scatola o qualcosa
in caso di impossibilità di uscire di casa qualche giorno, ma non andate tutti i giorni a fare la spesa. Idem per le farmacie. Non andate tutti i giorni in farmacia. Se volete andare su un posto dove gira il virus, andate in farmacia o in ospedale. Se volete andare su un posto dove gira il virus, andate in farmacia o in ospedale. Io non so più in che lingua dirvelo. In ospedale abbiamo avuto un crollo degli accessi al pronto soccorso, siamo passati da 4.200 a 4.500 al giorno a poco più di 1 migliaio in tutto il Veneto. I cittadini hanno capito di andare solo in caso di estrema necessità, gli ospedali sono aperti, continuiamo a erogare servizi, domani vi presenteremo un piano di quello anche che stiamo facendo che non si chiama coronavirus, però la preghiera che vi faccio, ascoltatemi. Se mi ascoltate ne veniamo fuori con il sorriso, se non mi ascoltate ne veniamo fuori con le bare, perché è inutile che ci giriamo attorno a questo discorso. Questa è una brutta bestia, tutti l'hanno studiata, tutti sanno un sacco di menate sul coronavirus, ma alla fine la conosceremo quando avremo chiuso i conti con questo signore. Circa l'infezione, i danni da infezione, i danni da reinfezione. Noi stiamo preparando anche il progetto per tutto quello che è il post-coronavirus per i pazienti che hanno avuto il coronavirus. Non è una passeggiata. Quindi mi raccomando, le norme igieniche, le mani, la mascherina o comunque una protezione, evitare contatti, evitare un sacco di cose. Poi diciamocelo fino in fondo, ai nipoti che hanno i nonni, cominciate a fare le videochiamate con i nonni. Facciamo in modo di utilizzare la tecnologia per quanto possibile, per quanto sia attuabile. Facciamo in modo di utilizzare quello che altri anni fa non avrebbero avuto. La videochiamata è già un buon sistema, no? Lo sappiamo, l'emigrante di oggi riesce a videochiamare a tutte le ore spendendo nulla i propri cari dall'altra parte del mondo. Noi lo facciamo magari dando un appuntamento ai nonni con una videochiamata che si riesce a organizzare, a spiegare come funziona, e penso che questo sia già più che sufficiente. Seguite le indicazioni che vi danno i quotidiani, comprate i giornali tutti i giorni, compratevi un giornale che comunque nei giornali trovate tutte le indicazioni e i suggerimenti. Ringrazio i diversi editori e i direttori di giornale, magari invitandoli ancora di più, dare anche le informazioni e le istruzioni per l'uso, no? Cioè, ripetiamo le istruzioni per l'uso. Avete tutti i nostri social che hanno le informazioni validate, a iniziare da Viral Veneto, che è diventata una piattaforma che ieri ha passato i 100.000 utenti fissi quotidiani, e quindi lì potete informarvi. Le televisioni le ringrazio, perché le televisioni ci permettono di avere una informazione in real time durante tutto il giorno, oltre ai siti dei giornali, le televisioni con le dirette, con quello che fate, e direi che questo è un merito che io devo riconoscere a tutti voi. Non ve lo dico perché mi avete rotto le palle, perché non mi avete rotto le palle, però è giusto dire quando la gente si dà da fare. Chi ci sta guardando da casa deve sapere, e casomai giriamo almeno questa, deve sapere che qui ci sono questi signori che tutti i giorni sono qui e sono qui a rischiare la loro vita proprio per fare in modo che le informazioni arrivino. Penso che questo qualifichi e tolga ogni dubbio sulla qualità dell'informazione, quella buona che c'è e non quella che cerca solo polemiche e non notizie che aiutino a vivere meglio. Donazioni. Insomma, io mi sono dato da fare, devo dire, ho una buona rubrica telefonica e ho passato i 13 milioni di euro, ma sto ancora continuando, li ringrazio tutti, vi ho già detto, ho ringraziato più persone in questi giorni e voglio continuare a ringrazio l'azienda Fassa, Paolo Fassa, e voglio ringraziare Paolo Fassa e veramente ringraziarlo di cuore, è stato uno dei primi che mi ha chiamato. È un'azienda che ha molti dipendenti, che si sta dando molto da fare e nonostante non c'entri nulla con la sanità, con le attività della regione, mi ha detto subito: io sono in Veneto, ho tanti dipendenti veneti, voglio sostenere la sanità del Veneto. Ci ha dato 500.000 euro.
E poi voglio anche ringraziare Rino Mastrotto Group, questi sono conciari di Arzignano, Rino Mastrotto è una grossa azienda e anche lui mi ha chiamato, mi ha detto Luca, vogliamo esserci, la sanità ci sta dando tanto, c'è tanta gente che soffre e che non ha possibilità, noi vogliamo dare una mano, altri 500.000 euro. E poi infine, ma solo per oggi perché poi domani continuo, Mauro Fanin, Cereal Docs, e quindi vi ho dato 3 settori, vi ho dato Fassa che si occupa di calci intonaci con 500.000 euro, vi ho dato ovviamente Rino Mastrotto Group di Arzignano, Fassa è di Spresiano per capirci, Mastrotto è di Arzignano e poi Cereal Docs, una grande azienda, un SPA che si occupa di cereali ma anche di tutto quello che è la ricerca su questo fronte, le farine, i semi, eccetera. È una azienda innovativa peraltro, altri 500.000 euro, Mauro Fanin che è il titolare del Cereal Docs, Paolo Fassa, titolare di Fassa SRL e Rino Mastrotto, lo dice il nome dell'azienda, titolare del Rino Mastrotto Group. Quindi grazie ancora, abbiamo 13 milioni e 8, vi dico che stanno chiamando in tanti, ve li dico questi nomi per ringraziarli e perché penso che chi a casa sta sentendo il nome di un suo collega poi magari dice voglio esserci anch'io e quindi questo bene, dopo De Longhi, dopo i Moretti Polegato, dopo i Zoppas, dopo Ennio Doris e molti altri ancora, direi che è positivo che ci siano ancora versamenti. Sapete, giorno dopo giorno insomma si cresce, dedico una mezz'oretta di telefonate al giorno, insomma i risultati arrivano e sono felice. Sono felice e a questo ovviamente si aggiunge Fabio Franceschi che ci ha dato le mascherine e aggiungo ci darà le mascherine. Avete visto che c'è un bel video che gira sulle mascherine fatte, le chirurgiche fatte in qualche paese asiatico dove sono lì tutti con i piedi nudi che camminano sopra le mascherine, l'igiene è a livelli zero. Dico, sono mascherine che sicuramente usiamo anche noi perché arrivano belle impacchettate e poi infiocchettate, lo dico solo come risposta a quelli che hanno perso il prezioso tempo della loro vita personale per fare video contro le mascherine della regione. Questo vuol dire essere solo Lazzaroni e non c'è altra categoria, perché insomma discutere sulla qualità di queste mascherine quando non c'è nulla sul mercato vuol dire non capire neanche qual è la tragedia che sta vivendo le persone, senza offendere nessuno. Domande ragazzi? Filippo. Buongiorno Presidente, 2 domande. Allora, una domanda riguarda proprio insomma, la situazione del ricovero dei pazienti nei centri coronavirus e la situazione che riguarda invece i pazienti ordinari che prima erano accolti in questi ospedali. Un po' com'è la dinamica in atto, se hai qualche numero da darci. Ma guarda, i numeri domani vi diamo dei numeri in generale sui pazienti, sta preparando l'assessore Lanzarin che è qui, che saluto, e l'assessore Buttacin che sono sempre qui con me e noi abbiamo detto che usciamo da questa sede quando sarà finito il coronavirus, quindi mettetevi il cuore in pace. E ne abbiamo parlato anche stamattina con i direttori generali, vi daremo un piano, penso già domani. Quanto all'occupazione di Covid, stiamo andando avanti, il Sant'Orso sta galoppando verso l'occupazione, Schiavonia in egual misura, Villafranca non ne parliamo, Marzana non ne parliamo, Villa Salus idem, stiamo sostanzialmente svuotando gradualmente anche San Camillo, Jesolo abbiamo già le terapie intensive, ma come anche negli altri, nel senso che è un sacrificio che chiediamo ai territori, ma penso che davanti a questi numeri, vi ricordate quando 10 giorni fa vi ho detto è inutile che si facciano polemiche, saranno i numeri a rispondere a quelli che fanno le polemiche. Sant'Orso abbiamo mantenuto, ad esempio, si è riusciti a mantenere aperto il punto nascita perché è totalmente isolato rispetto al Covid Center e peraltro Sant'Orso ha anche un altro vantaggio che il punto nascita ha le sale parto con la possibilità di fare la chirurgia per i cesarei. Quindi Sant'Orso si continua al punto nascita. Stiamo svuotando Vittorio Veneto, anche quello. Guardate, io spero che questo sacrificio che chiediamo ai pazienti e ai loro familiari venga ripagato, o meglio ancora sia quasi inutile perché magari la chiudiamo anche velocemente sta partita. Ma ad oggi guardate abbiamo molto
molto buio ancora nel tunnel. Se qualcuno dice, ma oggi tutti mi chiedono, ma tu come la vedi? La vedo che non bisogna abbassare la guardia, la vedo che al fronte stanno ancora bombardando e sparando, non vediamo dov'è il nemico, ma abbiamo capito che la trincea ci protegge. La trincea sono i tamponi, è un sistema sanitario che funziona, è una visione lucida di quello che dobbiamo fare. Qua io ho sempre detto al mio staff, mai perdere le staffe. È un attimo, perché quando vedi bollettini di morti, casini, respiratori che non arrivano e dovevano arrivare, merci sequestrate in giro per il mondo, noi siamo stati sempre fermi sul pezzo e continueremo a essere fermi perché alla fine ne veniamo fuori. Peraltro abbiamo allestito un contingente di terapie intensive da paura, per cui immagino che quando avremo finito le daremo, alcune le daremo anche a qualcun altro per aiutarli, perché diventeremo donatori poi, no? Sostenitori di chi ne avrà bisogno, perché purtroppo quando avremo finito noi ci sarà ancora qualcuno che avrà questa emergenza. Prego. Scusami, volevo completare sì. Un'altra domanda. I pazienti ordinari li state smistando un po' con sì, li stiamo gestendo assolutamente con le cure. Potrei dire, guardate, ieri ho parlato con una persona, una famiglia che ha avuto un intervento oncologico importante di un paziente che è stato operato, cioè l'attività oncologica continua ad andare avanti. No, ma io mi riferivo nei coronavirus che state svuotando, no? Sì. Per esempio. I ricoverati continuano ad essere ricoverati in altri posti, se hanno ancora necessità. Guardate, noi in Veneto abbiamo una degenza media di farla grande di 5 giorni, e per cui considerate che il paziente, se dici oggi svuoto, fra 5 giorni sostanzialmente il 90% sono tutti dimessi, cioè non abbiamo queste difficoltà. Non avendo noi dei lebrosari, ma abbiamo degli ospedali degni di questo nome, lo avete visto con Schiavonia la velocità che abbiamo avuto. La Schiavonia, vorrei magari vi diamo un dato, l'assessore raccoglierà, vi diamo anche un dato di quanti Covid ci sono. Cioè Schiavonia sta diventando il polmone dell'azienda ospedaliera, ragazzi. L'azienda ospedaliera li mette, passatemi il termine che è brutto, ma vi dà l'idea, li mette dritti e dopodiché vanno verso Schiavonia, perché l'azienda ospedaliera non è che può anche caricarsi il malato non grave. L'azienda ospedaliera fa alta terapia e dopodiché dobbiamo ospedalizzarli per continuare le terapie con l'ossigeno e con i farmaci. L'altra domanda riguardava l'Avigan. Sì, bravo. Sì, guarda, sull'Avigan noi stiamo aspettando il protocollo, penso sia questione ormai di ore, perché AIFA deve fare un protocollo operativo, poi noi siamo pronti a testarlo. Non illudiamo i cittadini, abbiamo 6 farmaci in sperimentazione, l'Avigan sarà il 7º. Avigan è il farmaco giapponese, io penso che sia doveroso testare Avigan, dopodiché serve, non serve, è un fiasco, è una monata, è il risolutore di tutti i mali, non ve lo so dire, però questo facciamolo dire alla comunità scientifica. Prego. Volevo chiedere, il reclutamento dei 1000 medici di cui abbiamo parlato più volte è stato completato? Cioè sì. Perché abbiamo delle segnalazioni, lo dico, ci hanno chiamato almeno in 2 per dirci che non sono stati chiamati pur essendo stati selezionati. Ovviamente 2 non è un campione significativo, però volevo capire. Sì, guarda, diamo il riscontro generale, se poi i nomi magari vediamo, perché può essere che siano, non so in che graduatoria siano, comunque stiamo tirando su, sono i 500 più i 500. Sì, sono 525 quindi 780 mi sembrano sono quelli dell'azienda zero. Sì, perché ci hanno chiamato per dirci siamo disponibili ovviamente, abbiamo dato, però non abbiamo avuto. Sarà un problema di pratiche, perché avendone 500 più 780 sono numeri grossi. Prego. Sì, facciamo una verifica e segniamocelo. Domani l'assessore vi dà conto di questo. Altro? Governatore, se posso, il numero dei morti purtroppo spaventa e ero curioso di capire insomma il progetto del post contagio. Ma questo ne parleremo quando siamo in grado di presentare bene un progetto, che c'è un progetto che prevede anche l'accompagnamento di questi contagiati. Il numero dei morti invece purtroppo spaventa, c'è questa cosa. Guardate, il numero dei morti deve essere il numero che ognuno deve fissarsi, sono 328 oggi, no? Stasera andiamo a letto e tutt'oggi pensiamo a sto numero 328. Se ci comportiamo bene lo facciamo calare e poi si fermerà del tutto. Se continuiamo invece a pensare che sia un problema degli altri, finirà che prima o poi qualcuno bussa anche a casa nostra.
Grazie. Prego. Io avrei una raffica di domande e poi facciamo l'ultimo giro come ogni volta. Prego. Oggi sono veramente molte. Cominciamo dal basso. L'ultima arrivata Nicolussi Moro, ne presenta ben 4. Allora, a che punto è il sistema per controllare chi va al supermercato più volte al giorno? Prima domanda. C'è un sacco di proposte, ma al momento non c'è un sistema e sinceramente devo dirvi che qua dobbiamo puntare, il sistema migliore è puntare sul senso civico, perché anche sulla tracciabilità abbiamo disponibilità anche da Israele per dei sistemi, diciamo, intelligenti di verifica anche degli spostamenti, però poi vanno sempre a cozzare con quello che sono le norme della privacy in questo paese. In questo paese io sono convinto che in questo momento bisognerebbe sospendere queste norme e lasciare ai sistemi sanitari di essere un po' più liberi. Questo vale anche per lei per controllare i positivi. L'altra domanda è: quando parla di ordinanza più stringente sugli acquisti, per la minaccia di prima, intendo che se continuano a dirmi i gestori che c'è chi dice facciamo le giornate con la lettera dell'alfabeto, qualcun altro che dice utilizziamo una tessera che viene timbrata, dopodiché tu non la puoi più usare. Sono tutti sistemi comunque che prevedono di mettere in piedi una macchina importante. Io dico che se ci ascoltiamo e ci curiamo da soli, non andando 3 volte 4 alla settimana al supermercato, forse è meglio. Se poi dobbiamo fare l'ordinanza, faremo l'ordinanza, ci inventeremo una modalità per sfoltire anche, qualcuno dice lasciamogli i supermercati aperti 24 ore, sì vabbè, è l'uovo di Colombo e c'è dentro i supermercati chi ci mettiamo a lavorare, cioè vorrei anche far capire che gli esperti delle soluzioni, deve anche darmi la soluzione, non solo l'idea. E 3 domande che riguardano delle percentuali che magari forniremo più tardi, perché immagino non siano al momento sul suo tavolo. Qual è la percentuale di bimbi e adolescenti ricoverati e quanti sono i pazienti non Covid? Beh, questo non lo sappiamo dire. Le daremo domani questi dati. Sì. Per quanto riguarda invece la collega Giacomuzzo, giornale di Vicenza, sul fronte delle cure sperimentali ho detto, stiamo andando avanti. 2, lei aveva annunciato ieri pomeriggio una videoconferenza col governo, cosa è emerso? Ma è emerso che siamo stati, io poi ho anche staccato perché avevo altri impegni, hanno parlato fondamentalmente di forniture, di tabelle da fare, di verificare gli arrivi, verificare se le scorte ci sono, insomma aspetti operativi. Finché ci sono stato io di aspetti di rapporti col governo non si è proprio parlato, tanto meno che di decreti. Quindi non si è parlato, dice da Giacomuzzo, di stanziamenti per le imprese. Angela Pellerina, Chiantettino, buongiorno Presidente. Stamattina Conte ha confermato la manovra da 25 miliardi con volontà di potenziarla. Quanto stima che servirà al Veneto per riprendere l'economia? Ma guardate, io penso che 25 miliardi sia solo l'inizio, spero. La Germania ne ha stanziati oltre 500, ha fatto 525 miliardi. E gli Stati Uniti hanno detto 2000 miliardi, ha stanziato di dollari. Vabbè, però si sta presto, potrei anche dire forse che sono pochi quelli degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono talmente grandi che sono, non so, cosa sono, 10 volte la Germania o giù di lì, adesso non so, la Germania ha stanziati molti di più se volete. Certo è che noi abbiamo 2 emergenze, quella sanitaria e quella economica. Ne dobbiamo uscire vivi da tutte e 2 queste emergenze. Se noi usciamo con l'emergenza economica non risolta, finisce veramente che poi non la finiamo più, e questo è un territorio che deve avere iniezione di risorse, dobbiamo essere presenti con le imprese, visto e considerato che abbiamo chiesto alle imprese di chiudere. Quindi 25 miliardi sono, come si può dire, oggi non servono poco a nulla. Spero che sia l'inizio di un grande stanziamento. Mi chiedo perché ancora in Italia si continui a rispettare l'Europa. Mi chiedo come mai c'è ancora questa sudditanza nei confronti dell'Europa, e non lo dice un anti-europeista. Io non ho le seghe mentali o non ho discorsi strani in testa, vi dico che l'Europa che ha senso di esistere, secondo me ha senso di esistere, deve essere un'Europa che ha una sua dimensione politica e davanti a una crisi che è planetaria deve prendere posizione.
E la domanda sul piano post-Covid, abbiamo detto che ne parliamo domani, vado dal MAS a Sky News. I lavori agricoli saranno possibili trattamenti dei vigneti pure? Cosa c'è trattamenti dei vigneti? Proibiti o no, evidentemente. Con questo argomento non c'entra niente. Non so. Non c'entra nulla, nel senso che non è oggetto di discussione. In agricoltura sono attività agricole, come andare a fare il pieno di benzina o fare altre robe, tutto quello che non è vietato è concesso, si dice, no? Il collega Domenico Basso, direttore di TVA, ci sarà una deroga per le persone con gravi disabilità a poter uscire per passeggiare? Stiamo facendo, l'ho già annunciato ieri, se ricordate, avevo fatto l'esempio dell'autismo, eccetera. Stiamo facendo, però dobbiamo fare una roba che poi non significhi che tutti vanno fuori perché tutti hanno un problema, no? Anche a me che ne va via uno vorrei andare a farmi una corsetta. Giorgio Malavasi, gente veneta. Ieri, guardate, dalle mie parti ne ho visto uno col cagnetto, volevo fermarmi, dopo mi fermo e dico fa l'arrogante, ma l'avete capito o no che non potete andare in giro col cane? E neanche da soli senza cane. 200 metri, sono 200 metri, fra l'altro sono dei ragazzi che mi hanno contattato, hanno fatto l'applicazione che si chiama 200 metri, quindi basta scaricarsela, magari la posterò, e tu hai uno squillo che dice sei già ai limiti. Comunque se non avete il metro sono 263 passi. Dispiace anche a me, perché sapete, quella mezz'ora libera che ho, mi piacerebbe da farmi una corsa, vivo in mezzo ai campi e invece sto là a guardare gli uccellini, a sentire i merli che canta. Il bulldog ha rimandato l'operazione perché non è una roba urgente, per cui l'ha rimandata. L'ho detto ieri, no? Rispondendo a quelli che hanno detto che facciamo morire gli animali togliendo i respiratori. Guardate, io amo gli animali e non è proprio vera sta storia, ve l'ho spiegata bene ieri e basta. Prego. Giorgio Malavasi, gente veneta, la Regione Calabria ha avviato il trattamento a domicilio di pazienti sintomatici con l'uso di 2 farmaci, idrossiclorochina e azitromicina, per i 2 ricoveri in ospedale. È fattibile anche in Veneto? È fattibile anche in Veneto, ma noi abbiamo numeri che loro non hanno. Il tema è che ci sono poi, dipende che pazienti sono, e c'è tutto un ragionamento da fare. Oggi noi vi ricordo che abbiamo 17.000 persone in isolamento e ne abbiamo 1.700 in ospedale. Immaginate non aver ospedalizzato 17.000 persone. Ovvio che la sfida è quella di farne venire di meno possibile in ospedale, tanto è vero che ne abbiamo 17.000 a casa, che sono seguite, hanno la sorveglianza e tutto. La Ministra del Lavoro ha firmato il decreto che suddivide tra le regioni i fondi per la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti. Quando e come si potrà fare richiesta? Quando crede che saranno erogati i soldi? Ma noi siamo già pronti, adesso l'assessore Donazan sta già seguendo, io ho parlato anche ieri sera con il dottor Romano, siamo pronti, peraltro siamo pronti anche a modificare nella prossima giunta gli indirizzi dei fondi comunitari proprio perché la programmazione salta tutta, no? Oggi dobbiamo occuparci di un'economia che ha bisogno di altri aiuti rispetto a un'economia che avevamo un anno fa, che aveva altre visioni e altre prospettive. Comunque sulle casse integrazione e casse integrazione in deroga si corre. Abbiamo già approvato comunque nell'ultima giunta la delibera, per cui sul fronte formale siamo a posto, adesso si attiveranno i tavoli e si vedrà. Tomasini Viera, io avrei concluso. Anch'io. Dice il cantiere della Pedemontana riprende i lavori, è vero che il decreto nazionale lo consente, ma la Regione ritiene davvero sia opportuno riprendere un cantiere tanto imponente in termini di persone mobilitate? Ma guardate, il decreto non lo vieta, se sono in sicurezza possono assolutamente tenerlo aperto, se non sono in sicurezza no, punto. L'ultima domanda. Stiamo parlando di un cantiere all'aria aperta dove non ci sono persone su un processo produttivo diciamo a catena, dove sono uno a fianco all'altro, c'è uno sull'escavatore e uno sul camion, se questa è la problematica, l'unico problema è che non si ritrovano all'interno di una mensa a mangiare sotto un capannone, insomma.
Per il resto ho l'impressione che sia l'ultimo dei problemi quello di lavorare all'aria aperta da soli. E premetto che è una scelta loro, punto, cioè che qualcuno non pensi che la regione che sta lì a forzare a fare. Antonella Gasparini, alcuni cittadini ci chiedono di pregare le banche di non procedere al pagamento di mutui e di attendere i moduli che sono appena diventati disponibili per accedere al fondo. Per esempio ci dicono che la Credem su Asponte ha tolto ugualmente la rata. Si stanno muovendo un po' tutte le banche, Banca Intesa, MPS, Credem, le banche di credito cooperativo, insomma vedo che c'è movimento. Ecco, un appello lo facciamo alle banche. Ne approfittiamo e facciamo l'appello alle banche, insomma siamo tutti della stessa partita, agli istituti di credito chiedo di anticipare e di accelerare anche su questo fronte, poi arriveranno le misure del governo, però giustamente se uno è già tirato per il collo con le risorse, c'è la crisi e attendi che arrivi il governo a dirti che puoi farlo, insomma si è capito che il procrastinare le rate sarà una delle misure più adottate, quindi che le banche facciano questo sacrificio e sono convinto che lo faranno. Ultimo giro. Lei poi vado. Volevo chiedere un dato che mi è sembrato sempre molto interessante, quello delle uscite, diciamo, verticali dalle terapie intensive, cioè quanta gente è passata per le terapie intensive. Lo procuriamo. È un segnale Sì. positivo. Ne escono. Ve lo procuriamo. Vediamo se riusciamo. Dobbiamo ricostruirlo. È difficile, Io avevo una domanda che ha due aspetti, ma riguarda i tamponi. Uno, siccome ci arrivano messaggi, telefonate, cose anche difficilmente verificabili, volevo sapere con esattezza se c'è attualmente qual è la percentuale di copertura con i tamponi del personale ospedaliero, perché arrivano soprattutto da fronte sindacale continue sollecitazioni. Ne stanno facendo, penso che ci vorrà una settimana per finire di coprirli tutti, dai dati che ho visto, nel senso che ne stanno facendo. Considerate che la capacità di far tamponi è una capacità coniugata a quella di tutto il tema ammalati, è una capacità che arriverà a 8.000 tamponi al giorno, 10.000, ma dentro ci dovete mettere anche tutto l'aspetto clinico, oltre che a quello. Adesso considerate che comunque per venerdì/sabato arrivano i primi 110.000 test kit rapidi e utilizzeremo anche quelli per verificare le risposte anticorpali. Ecco, l'altro aspetto dei tamponi, ci arriva una richiesta da Valli di Chioggia. Valli di Chioggia è un paesino, una piccola comunità di 1700 abitanti, sono stati investiti dal virus, hanno 4 morti, hanno tanti contagiati, compreso il parroco che pure sta continuando e loro chiedono, noi ci sentiamo un po' asserragliati e circondati da questo virus, potremo accedere a un tampone di massa tipo se possiamo dare una risposta a sta gente? Ma guarda, se potessimo fare i tamponi a tutti li faremmo, c'è il dottor Dalben che sta seguendo questa partita, capisco fino in fondo la loro ansia, so che sono attivati gli isolamenti fiduciari e il dottor Dalben, se lo contattate, vi dà anche più dettaglio su questo aspetto, perché la sta seguendo il dottor Dalben. Si considera che noi abbiamo 3.000 fronti aperti, cioè non... Altro? Grazie, buon lavoro. Grazie Presidente. Grazie. Ho preso nota delle tabelle che chiedete, abbiate un po' di età e cerchiate di darvele man mano che arrivano. Ho tutte le cose che avete detto. No, guarda Carlo, diciamo senza, anche per non, diciamo, Carlo, per non essere intorno, magari una, però essere sicuro. Sì, adesso il tema, la prima che mi arriva fra le mani, ve lo dico alle due, vi annuncio sulla chat quale arriverà. Secondo te quale? Ecco, torniamo in studio, queste le parole del governatore Zaia nel consueto punto stampa, quello di oggi 26 marzo 2020. Abbiamo
visto l'aggiornamento dei casi, i numeri, stiamo raggiungendo quota 7.000, ma soprattutto il Presidente della Regione è tornato sul tema degli spostamenti, dicendo che bisogna limitare il più possibile le uscite, anche quelle ritenute essenziali, importanti, come le uscite verso il supermarket piuttosto che in farmacia, limitare il più possibile, quindi fare delle spese anche di una certa entità che consentano alle famiglie di andare avanti anche per più giorni. Questo per limitare ovviamente gli spostamenti e quindi la possibilità di diffusione del virus, visto che i dati continuano inesorabilmente a lievitare. Solo oggi appunto più di 300 casi nelle ultime 12 ore. Zaia ha anche attaccato in maniera abbastanza frontale e netta l'Europa, parlando di una sudditanza del nostro Paese nei confronti delle istituzioni comunitarie, non tanto per mettere in discussione l'Europa. Zaia si è professato comunque un sostenitore dell'Europa, ma di questa Europa, dell'Europa che non ha preso ancora una posizione comune, divisa fra i paesi latini e il blocco del nord, in mezzo la Germania, che probabilmente nell'incontro di oggi tra i premier europei cercherà una mediazione, si parlerà dei cosiddetti Corona Bond. Quindi la situazione è assolutamente fluida e Zaia si è chiesto se un'Europa così abbia senso, quindi bisogna trovare una linea comune, un'azione forte sulla falsariga di quello che sta facendo anche lo stesso Trump negli Stati Uniti d'America. Questa quindi la situazione, poi il rinnovo a rimanere appunto a casa, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, si è rivolto agli anziani, ai nipoti degli anziani perché comunichino con i loro nonni utilizzando, sfruttando al meglio la tecnologia. Quindi Zaia oggi si è concentrato su questi temi. La situazione è assolutamente in divenire. Zaia ha commentato anche le notizie in arrivo da Roma su tutte il decreto da 25 miliardi di euro annunciato dal Premier Conte già ieri sera e commentato dallo stesso Zaia. Proprio da questo annuncio del Premier Conte che abbiamo sentito prima ripartirei, quindi risentiamo Conte sui 25 miliardi di euro, cifra che lo stesso Zaia comunque ha bollato come insufficiente, ma sentiamo Conte. Signora Presidente, gentili senatrici e gentili senatori, la diffusione dell'epidemia da coronavirus ha innescato in Italia, ma anche in Europa, una crisi senza precedenti che, come stiamo vedendo, sta esponendo il nostro Paese a una prova durissima. La necessità di contenere il contagio ci sta costringendo a misurarci con nuove abitudini di vita, con un impatto negativo sull'intero sistema produttivo che coinvolge imprese, famiglie e lavoratori. Sono giorni terribili per la nostra comunità, per la comunità nazionale. Ogni giorno siamo costretti a registrare nuovi decessi. È un dolore per la nostra comunità che si rinnova quotidianamente. Perdiamo soprattutto i più fragili, i più vulnerabili. Non avremmo mai pensato nel nostro Paese di guardare immagini in cui sfilano file di autocarri dell'esercito cariche di bare di nostri concittadini. Ai loro familiari va il mio, ma il nostro partecipe pensiero, la nostra commossa vicinanza. Permettetemi
L'impegno del Governo nel sostegno all'economia italiana naturalmente trova nel decreto Cura Italia soltanto un primo passaggio, un primo passo di carattere emergenziale. Per questa ragione il Governo è al lavoro per un nuovo intervento in grado di potenziare, rafforzare le misure economiche già adottate sul fronte della liquidità, della protezione sociale, del sostegno al reddito, a favore delle imprese, delle famiglie e dei lavoratori, con particolare riguardo ma non solo a quelli autonomi. Con il nuovo decreto miriamo a incrementare il sostegno alla liquidità e al credito che, l'ho già ricordato, con il decreto Italia è in grado già di mobilitare la cifra di 350 miliardi di euro. Con il nuovo intervento normativo confidiamo di pervenire a uno strumento che abbia stanziamenti aggiuntivi non inferiore ai 25 miliardi non inferiore ai 25 miliardi già stanziati. Consentiteci di lavorare ancora, vorremmo potenziare ancora di più questo intervento. E ritorniamo a Marghera, ritorniamo all'unità di crisi dove pochi minuti fa si è conclusa la conferenza stampa consueta del Presidente Zaia. Per noi c'è la collega Ilaria Marchiori che vedo appunto in onda. Non mi sente, però mi sa che Ilaria non mi sente. Adesso tentiamo di ricollegarci nuovamente. Partendo proprio da questo, dai 25 miliardi di euro, adesso c'è Ilaria, perfetto. Ilaria, eccoci, buongiorno di nuovo. Abbiamo appena mostrato, subito dopo la conferenza stampa del Presidente Zaia, l'intervento di questa mattina al Senato del Premier Conte con l'annuncio di questi 25 miliardi di euro, di questo nuovo provvedimento. Pochi soldi, ha detto Zaia ieri sera al TG di Treviso nel corso della nostra diretta, lo ha riconfermato poco fa durante la conferenza stampa o sbaglio? Non sbaglio assolutamente, anzi è stato proprio una delle ultime cose che ha detto prima di concludere questo punto stampa. Ha detto spero, mi auguro sia solo l'inizio, dunque proprio come a ribadire il concetto che non siano sufficienti, perché ha detto qui si tratta di dover fronteggiare ben due emergenze, quella sanitaria e quella economica, quella sanitaria che sappiamo è imminente e quella economica che già si vede e che bisognerà fronteggiare nel momento in cui si potrà dire in qualche modo chiusa, se vogliamo utilizzare questo termine, quella sanitaria. Dobbiamo però uscirne vivi da entrambe, questa è la cosa fondamentale e questi soldi, questi 25 miliardi non sono sufficienti, ha ribadito. Dopodiché si è anche posto un'altra domanda, ovvero mi chiedo perché in Italia si continui ancora a rispettare l'Europa. È dall'inizio di questa emergenza, dunque da poco più di un mese, che il governatore parla dell'assenza dell'Europa, di una chiusura proprio da parte dell'Europa nei confronti del nostro Paese e oggi l'ha ribadito. Dopodiché c'è stato un sunto di quelle che sono le questioni principali che riguardano il fronteggiare questa emergenza e uno di questi è ribadire il concetto di rimanere a casa. È proprio da qui che si parte e che si deve continuare assolutamente a fronteggiare l'emergenza proprio dalla responsabilità che devono avere tutti i cittadini e in questo caso specifico per quanto riguarda la nostra regione tutti i veneti. Ha dato e ha ricordato quelli che sono i consigli principali da dover seguire, chiedendo a noi anche di continuare a ricordarlo, perché abbiamo visto anche noi, anche in base alle tante richieste che ci vengono poste dai cittadini, dai nostri telespettatori, che non è mai abbastanza.
lavarsi spesso le mani perché sono il veicolo principale di diffusione del virus, perché poi con le mani ci si tocca il viso, ci si può toccare il naso, gli occhi, anche le orecchie, dunque lavandole spesso per almeno 20 secondi è la prima norma, e si può pensare di diffondere il meno possibile il virus anche proprio nella nostra persona. Utilizzare i guanti quando si esce per fare la spesa. Uno dei veicoli anche di diffusione del virus sono i metalli, i cartoni, dunque anche, ha detto, gettare gli involucri dei prodotti che si comprano e isolare insomma questi prodotti che sono chiusi con questi involucri spesso anche di cartone, perché si aggrappa poi, oltre che ai metalli e ai cartoni, anche ai tessuti. Dunque se si arriva in casa e ci si trova a dover sbattere i propri indumenti, a meno che non si lavino immediatamente o non si mettano nel cesto della biancheria sporca, sbatterli fuori, dunque non in casa. Ancor meglio lasciare eventualmente i cappotti, che sappiamo non si possono lavare quotidianamente, fuori all'aria aperta una notte intera. Ancora, arieggiare il più possibile gli ambienti, dunque più volte si riesce in casa, visto che gli ambienti chiusi aiutano a proliferare il virus, a crescere, a diffondersi, ad attaccarsi, a distribuirsi, quanto più possibile arieggiare. E poi ha detto soprattutto proteggere, tutelare i nonni, dunque le persone più anziane della famiglia, e quindi soprattutto gli ultrasettantenni, e incentivare dunque le videochiamate se i nipoti hanno voglia di vedere i propri nonni, o se i nonni hanno voglia di vedere i nipoti, soprattutto se erano abituati a vederli quotidianamente o con frequenza. Bisogna portare pazienza e farlo con le videochiamate. Un'altra questione importante che il governatore affronta tutti i giorni riguarda anche le tante donazioni che stanno arrivando alla nostra regione. È stata superata la quota di 13 milioni e siamo a 13,8 grazie alle donazioni. Quelle che ha voluto ricordare oggi sono dell'azienda Paolo Fassa di Spresiano, che ha donato 500.000 euro, ancora quella di Rino Mastrotto Group di Arzignano, altri 500.000 euro, e poi Mario Fanin di Serial Docs, altri 500.000 euro. E queste sono quelle che il governatore ha voluto ricordare oggi, ma ce ne sono altre che ci dirà domani. Importante sarà la giornata di domani, perché si parlerà di un piano, verrà presentato un piano di iniziative anche extra coronavirus. Dunque domani saranno forniti dal Presidente Zaia ulteriori dettagli, ulteriori iniziative che la nostra regione sta mettendo in campo per fronteggiare anche quelle che sono le emergenze extra coronavirus. Ecco Ilaria, il Presidente Zaia si è soffermato in particolar modo, soprattutto all'inizio del punto stampa, sulla questione degli spostamenti, e ha invitato le persone a limitare anche gli spostamenti essenziali, quindi quelli verso i supermercati e le farmacie. Sì, a questo proposito gli abbiamo anche chiesto se ha intenzione di inasprire le normative, proprio perché continuano ad arrivare a lui segnalazioni, ma arrivano anche a noi, lo sappiamo benissimo nelle nostre redazioni attraverso mail, telefonate, di persone che vanno a fare la spesa, si recano al supermercato o in farmacia più e più volte. Questo perché? Per uscire di casa, perché non è possibile andare al supermercato 3 o 4 volte in un giorno. Ha ribadito l'aspetto fondamentale di restare in casa il più possibile, quindi di poter effettuare quella che è la spesa settimanale e non di fare acquisti giornalieri o comunque un giorno sì e uno no. È possibilissimo fare una spesa settimanale, ha detto casomai fate qualche scorta, pur incentivando l'utilizzo e il consumo dei prodotti locali e dei prodotti anche freschi. Ha ribadito lo stesso Zaia, vi consiglio di avere magari di comprare più scatolame, perché in questo caso aiuta a uscire meno e ad avere comunque delle scorte di cibo in casa.
ha chiesto responsabilità da parte dei cittadini in questo, perché non vuole o non vorrebbe, a meno che non sia costretto, inasprire le posizioni in tal senso e quindi emanare un'ordinanza che sia rigida a livello proprio di controlli per chi va a fare la spesa. Non si vorrebbe arrivare a tanto, sarebbe quasi un regime dittatoriale, però giustamente dice: se i cittadini mi obbligano a fare questo perché non rispettano le regole e le norme che abbiamo messo in campo, sarò costretto a farlo. Quindi parole, un out-out in piena regola, Ilaria, da un certo punto di vista. Direi proprio di sì, perché questo è in conseguenza proprio a quanto molti cittadini, purtroppo molti, insomma ancora parecchi cittadini continuano a fare. Dunque è facile, no, capire il motivo: si vuole uscire di casa e si trovano tutte le scuse, ma non si capisce che in questo caso si fa male non solo a se stessi ma anche a tutta la comunità, chi si incontra, chi ci sta intorno. Ha anche ribadito il concetto della passeggiatina con il cane, raccontando proprio un esempio, una situazione in cui si è trovato di fronte proprio lui stesso. Il presidente dice: ho visto un signore che passeggiava con il cane. Devo dire e continuare a ribadire, ha proprio sottolineato che bisogna farlo entro i 200 metri. Tra l'altro dei ragazzi hanno anche creato un'app, quindi dice che forse la renderà pubblica, la posterà nel sito ufficiale della regione, poi insomma nella pagina Facebook, proprio per capire quanti sono i 200 metri attorno a cui si può girare, dopodiché non si dovrebbe andare, cosa che invece alcune persone continuano a fare evidentemente. E così anche con il concetto di andare al supermercato più volte nello stesso giorno o addirittura tutti i giorni solo per uscire. Quello che si sta chiedendo è un gesto di responsabilità. Tutti capiscono che non è facile, non per tutti, non tutti magari riescono a rimanere all'interno delle mura domestiche, c'è chi magari ha bisogno di respirare aria e si spazientisce, anche magari in base a quelli che erano i ritmi, no, di vita quotidiana, però alla fine quello che continuiamo a dire è che si sta chiedendo di rimanere a casa. È molto meglio restare a casa e restare bene e cercare di contenere nel miglior modo possibile la diffusione di questo virus, piuttosto che trovarsi su un letto di ospedale in terapia intensiva. Ilaria, chiaro, un messaggio forte, chiaro, che è partito anche oggi dall'unità di crisi di Marghera. Se non sbaglio poi Zaia si è anche soffermato sui controlli tramite app, dicendo che di fatto è difficile controllare i movimenti delle persone, capire se escano più volte al giorno per andare a fare la spesa. Anche se fosse possibile, magari non è nemmeno la via prioritaria. Questo mi sembra di capire, ha detto Zaia oggi riferendosi ai supermercati. Sì, esattamente, proprio come ho sottolineato poco fa, non si vorrebbe arrivare a questo tipo di controllo, anche perché richiede un lavoro imponente, importante e comunque che coinvolgerebbe delle persone, rendendole attive proprio su questo fronte, quando magari si potrebbero sfruttare, tra virgolette, utilizzare per cose molto più importanti in questo momento in cui c'è bisogno di avere più energie possibile per quanto riguarda le persone che possono attivarsi e lavorare in questo momento, piuttosto che sprecarle solamente perché c'è chi non riesce a rispettare questa regola di contenimento, queste disposizioni che sono state date. Per cui certo che è difficile, però se si continua così, se continuano ad arrivare segnalazioni di gestori che hanno presenze quotidiane, oppure anche di chi va più e più volte sia nelle farmacie che nei supermercati, negli esercizi, insomma in quelli che sono i negozietti, magari il panificio, il fruttivendolo, saranno costretti ad inasprire queste regole, e non si tratta poi di molto tempo, potrebbe anche essere questione di pochi giorni, perché
che questi sono i giorni, lo sappiamo, più importanti, sono i giorni fondamentali, le settimane principali in cui si sta aspettando di arrivare ormai a quello che è diventato il famoso picco, e quindi sono giornate campali. Tra l'altro, per quanto riguarda proprio nello specifico le farmacie, sono un veicolo ancora maggiore di diffusione del virus, proprio perché magari vi si recano delle persone che non stanno bene, che hanno effettivamente bisogno di medicinali, e quindi anche in questo caso recarsi il meno possibile. Dunque sì supermercati, sì vari esercizi di alimentari, ma anche proprio le farmacie. Addirittura ci ha raccontato un farmacista che ci ha contattato in redazione, ci ha telefonato di una persona che si è recata nella sua farmacia ben 4 volte nello stesso giorno, una volta per comprare un farmaco da banco, un'altra volta per una crema da corpo. Insomma, era palese che avesse voglia di uscire e stesse cercando in tutti i modi una scusa, e come questa persona ce ne sono state parecchie altre. Ci ha raccontato questo titolare di una farmacia di Padova. Ilaria, grazie mille, grazie davvero, buon lavoro a te e a Sandro Ponchio. A voi, grazie. Grazie. Adesso ci colleghiamo, siamo in diretta Skype con l'assessore regionale, e la vedete nello schermo, l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzana, all'istruzione, al lavoro, alla formazione, tutti i referati importantissimi, cruciali, strategici in questi giorni, perché l'emergenza, lo stiamo ripetendo, non è soltanto sanitaria, l'emergenza è economica. Per certi versi il referato della Donazzana è stato uno dei primi a essere coinvolti da questa emergenza con la chiusura delle scuole, la prima misura shock di questo mese davvero drammatico per il Veneto e per l'Italia intera. Assessore Donazzana, buongiorno innanzitutto. A voi. Grazie per essere qui con noi anche oggi. Io vorrei subito introdurla nella cronaca, negli ultimi annunci del governo che sono stati anche commentati poco fa dal Presidente Zaia. Le faccio la domanda diretta, cominciamo subito così per rompere il ghiaccio. 25 miliardi bastano? No, non bastano assolutamente, perché il problema è molto grande e anche di prospettiva. Noi abbiamo bisogno di ragionare di una emergenza che parimenti a quella sanitaria, i cui costi ovviamente verranno poi quantificati, perché noi dobbiamo pagare subito, pagare immediatamente, garantire standard di sicurezza, ma su questo il Presidente Zaia è molto puntuale. Dall'altra c'è tutto il tema economico, anche qui c'è un'emergenza contingente, Cristian, perché si tratta degli ammortizzatori sociali e noi sappiamo già quanto costano, per esempio solo la parte relativa agli ammortizzatori sociali in deroga, quindi quelle aziende che non hanno altre coperture, quei datori di lavoro che non sono coperti o dal fondo dell'artigianato oppure da quello delle grandi industrie, sono tanti e valgono circa 200 milioni come fabbisogno al mese. Allora intanto il primo mese l'abbiamo passato ed è marzo, e quindi 25 miliardi saranno sufficienti? No, non saranno sufficienti né quelli di prima né quelli annunciati in questo decreto, perché tanto non possiamo solo ragionare di cassa integrazione, anche se è stata promessa a tutti, ma dobbiamo capire come difendere le nostre imprese e come garantire liquidità e sostegno alle nostre imprese, perché dico solo 2 cose. La prima, il tema del turismo e delle imprese dell'ambito del turismo stanno già perdendo, e sappiamo che stanno perdendo molto, hanno perso la Pasqua, perderanno probabilmente anche larga parte del mese di maggio e ci sono disdette per il mese di giugno. E poi c'è tutta la parte del nostro sistema produttivo che deve esportare e va sostenuto, perché se non ci siamo noi, soprattutto il mercato cinese avrà grande facilità a sostituirsi a noi. Le chiedo, so che è un tema a lei molto chiaro, il Made in Italy è a rischio? È molto a rischio, perché se non si trova sul mercato, e abbiamo addirittura un'Europa che non ci tutela in questo, perché pretende
dal mercato dell'agroalimentare, delle certificazioni assurde come quello di essere esenti dal Covid sulle nostre produzioni, che sono produzioni di grandissima qualità e di grande eccellenza, ma non è che lo dice l'oste che è il vino buono. Sappiate che il sistema sanitario di certificazione italiano non ha uguali nel mondo, abbiamo un sistema veterinario, abbiamo un sistema di tracciabilità, abbiamo aziende che sono tutte riconosciute e riconoscibili. Abbiamo un mondo che non solo quello dell'agroalimentare, ma il grande Made in Italy del sistema moda, che sta soffrendo perché stanno già disdettando le produzioni e le grandi collezioni, di cui l'Italia e il Veneto in particolare sono larga parte di produttori, perché i negozi nel mondo sono in forte rallentamento, in chiusura. New York è chiusa, non si va a acquistare nei negozi newyorkesi ed era un mercato per il Made in Italy importantissimo. Terzo aspetto del Made in Italy è quello della meccanica di precisione e della qualità delle nostre imprese. Noi siamo leader anche nella meccatronica e nell'automotive. L'automotive europeo sta rallentando, quasi fermandosi, mentre l'altra parte del mondo ha continuato a produrre. Allora vedete che anche il Made in Italy deve avere un poderoso piano di difesa e di rilancio, e non sento parlare di questo da questo governo. Prima abbiamo parlato anche con il presidente di Union Camere del Veneto, Pozza, per quanto concerne l'ulteriore stretta che c'è stata ieri sera dopo l'incontro con i sindacati. Quindi da oggi più fabbriche sono chiuse. E lei, che è assessore al lavoro e ha contatti quotidiani diretti con le parti sociali, cosa ne pensa di questa ulteriore stretta? Che faccio fatica a giustificarla nella misura in cui solo una settimana fa avevano chiuso un accordo a livello nazionale e noi in Veneto ne avevamo chiuso uno altrettanto sul tema della sicurezza. Allora, i decreti dicono e parlano di distanze di sicurezza, dispositivi di sicurezza, di protezione individuale. Hanno esteso la protezione individuale anche alle mascherine, chiaramente mascherine certificate, non il fai da te. Questo solo una settimana fa era un tema legato alla sicurezza dentro le imprese. Una settimana dopo si è ripensata questa cosa, non so per quale ragione esattamente, se il tema della mobilità dei lavoratori ha una giustificazione, però sarebbe stato anche, secondo me, utile dire al lavoratore che deve andare a lavorare perché sta facendo il suo dovere, così come il farmacista, così come il medico dentro l'ospedale, l'infermiere dentro l'ospedale sta facendo il suo lavoro, il suo dovere. Lo spostamento è limitato da casa alla fabbrica, da fabbrica a casa. Perché dico questo? Perché le fabbriche e i luoghi di lavoro sono controllati. Certo è diverso per il commercio, il piccolo commercio, perché lì la non mobilità delle persone impedisce anche di fatto il mantenimento di apertura di un negozio. Se tu tieni aperto e non hai clienti, e se i clienti sono persone indistinte che girano, è evidente che questo deve essere bloccato. Ma per la produzione delle merci, cioè il fatto che le imprese debbano continuare a produrre, dobbiamo ripensarla questa cosa. Aspettiamo il picco, facciamo tutto quello che si deve fare per la sicurezza, però guardate che il tema della ripresa dell'occupazione e la ripresa del mercato del lavoro e la ripresa della nostra attività nelle fabbriche è fondamentale. Guardi, le dico solo questo: oggi pubblichiamo il primo dato sulla perdita dei posti di lavoro in un solo mese. In un solo mese, dal 22 di febbraio ad oggi, noi abbiamo perso circa 20.000 posti di lavoro. Non credo che questo possiamo permettercelo. E quindi le misure di contenimento servono, che la gente stia a casa, perché dobbiamo fare in modo che al più presto si torni a produrre. Assessore, il dato è drammatico: 20.000 posti di lavoro persi in Veneto in un mese? In un mese, esatto, è il saldo che facciamo sulla valutazione dello stesso periodo l'anno scorso e questo periodo. Guardi, abbiamo pubblicato proprio, lei è il primo giornalista con cui commento questa cosa. Ho chiesto da subito, dal momento in cui si comprendeva che ci sarebbe stato qualche cosa che avrebbe avuto una ripercussione anche sul mercato del lavoro, ho chiesto all'Osservatorio di Veneto Lavoro di fare un monitoraggio specifico.
e abbiamo, come si fanno i dati scientifici, e noi abbiamo un sistema molto articolato e molto certificato, noi abbiamo valutato lo stesso periodo dell'anno scorso con questo e risultano dai meno 15 ai meno 20.000 posti di lavoro in un solo mese di Covid, e nemmeno con le imprese tutte chiuse, Cristian, perché stiamo parlando di un periodo in cui le restrizioni non erano così forti. Ho chiesto adesso di monitorare i dati del turismo, specificatamente quelli del turismo che saranno dati trimestrali, cioè comprendendo nel mese prossimo, ma guardandoli da ora, che cosa è accaduto per esempio nella Pasqua di quest'anno e quella dell'anno scorso, come sono andati i territori, perché ci darà, questa è la cartina di tornasole per comprendere l'impatto non solo sanitario ma anche economico di questa crisi. Assessore, quindi 20.000 in tutti i settori, in tutti i comparti o escluso il turismo? Mi faccia capire. In tutti i settori, in tutti i comparti, questi sono i posti di lavoro che se non ci fosse stato il Covid probabilmente avremmo avuto, se parametrati al periodo dell'anno scorso precedente, perché tutte le analisi sul mercato del lavoro si fa su medesimo periodo dell'anno precedente, qui meno 20.000. E quindi è chiaro che servono provvedimenti davvero shock, e qui serve anche un'Europa che sappia fare programmazione, sappia esprimere una linea unitaria e comune. Sappia rispondere anche rispetto a queste che, vabbè, non sarà l'ultima, dobbiamo farci convinti di questo, cioè il tema dei virus e della circolazione di certe epidemie, augurandosi sempre che non siano pandemie gravi come questa. Dovremo fare i conti e dovremo strutturare un sistema sanitario all'altezza, e il nostro ha dimostrato di esserlo. Dovremo fare in modo che alcune certificazioni, io penso insieme al titolo di viaggio che è un passaporto, uno dovrà certificare anche la propria provenienza rispetto alla cartella sanitaria di quel posto, di quella nazione. E guardate che questo pone una riflessione altra, non è una forma di restrizione della libertà in senso razzista, no? Ma è che se è chiaro che se dalla Cina si era detto che sarebbero arrivate delle persone, io sto pensando a febbraio, con una potenziale, perché provenivano da alcuni territori che avevano avuto un'epidemia che l'OMS aveva certificato, io credo che sia stato profondamente sbagliato non controllarli pesantemente fin da subito. Avremmo potuto non avere questa pandemia? No, non lo credo, ma avremmo potuto contenerla, avremmo potuto tracciare da subito, forse. Ecco, io credo che cambieranno i paradigmi anche del controllo delle persone e noi dobbiamo attrezzarci in termini economici, perché la nostra economia parla un linguaggio internazionale e non possiamo chiuderci ovviamente solo nel nostro ambito. E secondo, dovremmo rafforzare la filiera italiana, perché la filiera italiana dimostrerà quando usciremo, e se avremo la forza anche di un governo che ci sosterrà, di essere più forte delle altre, perché noi le certificazioni, i controlli li facciamo veramente. Assessore, un flash. ACC di Mel Borgo Valbelluna, ieri il Mise ha nominato Anna De Pasquale nuovo commissario giudiziale. Da mesi si rincorreva il nome del trevigiano Maurizio Castro, era un po' il cavallo di razza su cui puntavano più parti. Come vede questa nomina? Perché la partita dell'ACC di Mel è una delle partite fondamentali per l'economia, per il manifatturiero del Veneto. Era uno dei fronti caldi prima dell'emergenza coronavirus. Vorrei un suo commento su questa nomina. Io credo che sia stato un errore, nel senso che proprio ho scritto che mi immagino che il Ministero dello Sviluppo Economico in questo momento, in una condizione di grave caos, per tante ragioni, le crisi che ci sono, quelle che si assommano, abbia sbagliato ad indicare il nome, perché noi abbiamo bisogno di una figura, e così avevamo condiviso con le parti sociali, e in particolare col sindacato, abbiamo la necessità di avere persone che conoscano esattamente ciò di cui si sta parlando. Non abbiamo tempo da perdere, questa è una partita delicatissima, ACC deve essere messa nelle condizioni di riprendere la propria produzione, di mantenere il rapporto con i fornitori. Se era grave prima della crisi, lo è ancora di più. Io ho scritto immediatamente al capo di gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico dicendo: sono sostanzialmente certa che vi siate sbagliati, che sia stato un errore materiale, comprendo la situazione, vedete di rettificare.
Non ho ancora avuto risposta, ma sono convinta che condividano la mia posizione. Assessore, un'ultima battuta sulle scuole. Il ministro Azzolina probabilmente fra meno di un'ora e mezza riferirà al Senato. Si apre, si chiude, c'è una prospettiva temporale, che orizzonte ci possiamo dare per le scuole? Guardi, rilevo che il Ministro con le regioni non si è mai confrontato, e questo è un malessere che abbiamo, istituzionale, non certo personale, che si vive con gli altri colleghi delle altre regioni, perché se è vero che per il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna, ma l'aveva chiesto anche le Marche, c'è stata una chiusura anticipata, poi questo è stato un provvedimento generale. Bisogna dare una prospettiva anche qui, vede, non si può sempre ragionare al giorno per giorno, perché la scuola ha bisogno di programmazione. Allora, lo sforzo di fare didattica a distanza è a tinte diverse, la formazione professionale la sta facendo magnificamente, anche perché le nostre scuole della formazione sono quelle che dipendono dalla regione, hanno un stretto collegamento con noi, e qui sta funzionando. Le scuole elementari e le primarie, c'è un lavoro incredibile, fantastico, fatto da queste insegnanti che ovviamente non possono scaricare su un telefonino, su un iPad o su un computer delle lezioni per dei bambini che ovviamente hanno bisogno di una presenza anche diversa, e quindi stanno, con l'aiuto dei genitori, anche questi straordinari, stanno cercando di sopperire. Poi c'è il grande vuoto delle scuole medie, lì c'è una difficoltà oggettiva, e le superiori vanno a tendenze diverse, dipende dai professori, dal grado di alfabetizzazione digitale. Però c'è una cosa che va detta: si deve tornare a scuola. Io non sono dell'idea che quest'anno finisca così come se non fosse accaduto nulla, e quindi come se fosse una grande chiusura anticipata, perché il danno lo facciamo ai nostri studenti. Si dovrà andare a scuola a giugno e si andrà a scuola a giugno, si dovrà andare a scuola a luglio e si andrà a scuola a luglio, perché in un mondo di emergenza si deve pensare che l'emergenza deve diventare un'opportunità e che non può diventare invece un grave danno non reparabile, perché dobbiamo trovare il modo di non far perdere ai nostri studenti la cosa più importante che avranno nella vita, la conoscenza. Assessore, grazie mille, grazie e buon lavoro. Grazie per l'aggiornamento. Grazie del servizio. A presto, grazie. Questa è l'assessore regionale Elena Donazzan, che ci ha dato una notizia, una brutta notizia dalla quale però si deve ripartire. Sono 20.000 i posti di lavoro persi in Veneto a causa dell'emergenza coronavirus. Questo il dato che l'assessore ci ha prospettato in anteprima e che deriva da uno studio della regione del Veneto. Adesso per noi c'è un break pubblicitario, a dopo. Di nuovo in studio per questa lunga maratona, per questa ennesima maratona dedicata all'emergenza coronavirus. Abbiamo sentito diverse opinioni, diversi commenti, diversi dati anche drammatici, non solo i dati del contagio, stiamo sfiorando i 7.000 casi di positività in Veneto, ma anche i dati economici. L'assessore regionale al lavoro e all'istruzione Elena Donazzan poco fa in collegamento Skype ci ha dato in anteprima dei dati impressionanti. In un anno, a causa dell'emergenza coronavirus, nell'ultimo mese quindi, sono stati persi, si sono volatilizzati 20.000 posti di lavoro in tutto il Veneto, questo su tutti i comparti. Questo è il numero, un altro numero drammatico che si va ad aggiungere agli altri numeri più drammatici, ovviamente parlando di vite umane, ma è ovviamente un dato che ci deve far riflettere sulle misure che devono essere adottate per far fronte a questo dramma che è anche economico. In questi giorni vi abbiamo raccontato tante storie, aziende, imprenditori, sindacati, abbiamo dato voce e spazio a tutti. Abbiamo sentito anche tanti veneti che vivono e lavorano all'estero. Siamo in collegamento Skype con uno di loro, con una di loro, Lara
Costantini, che è una ragazza di Venezia che vive e lavora da 3 anni a Londra. Lara ha avuto nelle ultime settimane una vera e propria disavventura, è stata un'odissea, ma vorrei che fosse lei a parlarvene. Lara, buongiorno, bentrovata. Buongiorno a tutti. Ecco, Lara, cominciamo dall'inizio. Tu sei a Londra da 3 anni, di che cosa ti occupi a Londra? Sì, sono a Londra da 3 anni e lavoravo ormai in una scuola di lingue, lavoravo nella reception, nel servizio studenti. Ecco, quindi da 3 anni, prima dove lavoravi, se posso chiedertelo, eri in Italia? Ti sei trasferita? Sì, ho viaggiato molto, ho lavorato in Australia per quasi 1 anno e a New York e prima abitavo a Venezia e ho studiato all'Università di Padova. Ecco, una cittadina del mondo, quindi, Sì. avevi trovato la tua collocazione, il tuo lavoro a Londra, ma qualche settimana fa è successo qualcosa. Che cosa, Lara? Sì, qualche settimana fa mi sono sentita male, ero in viaggio per il weekend a Parigi, mi sono sentita molto male, ho iniziato ad avere sintomi come febbre e tosse molto forte, quindi sono tornata a Londra prima e ho deciso di anticipare il mio ritorno e la mia febbre è salita, avevo 38,5 e insomma mi sono sentita male, molto male per 1 settimana e tutti i medici che mi hanno visitato, ho chiamato dei medici privati, mi hanno visitata a casa o a distanza perché nessun ospedale voleva vedermi e perché avevo dei sintomi che potevano essere ricollegati al virus, però nonostante questo nessuno ha voluto farmi un test perché non ero stata nei paesi a rischio, quelli considerati a rischio all'epoca, che erano comunque Nord Italia, Cina e Corea. La febbre poi mi è salita a 40,5 dopo che tutti mi avevano detto stai a casa, non preoccuparti, è solo un'influenza, anche se il virus non è niente di cui preoccuparsi. Mi è salita a 40,5 e nonostante ciò, nonostante appunto stessi veramente male, fossi molto preoccupata, comunque anche dopo questo non mi hanno voluto fare il tampone dicendomi che ormai i tamponi non li facevano più in Regno Unito e quindi moltissima gente come me ha avuto lo stesso problema e purtroppo hanno preso molto sotto gamba la situazione, io non mi sono sentita per niente tutelata e per niente seguita in questa circostanza. Lara, ti sei rivolta a strutture pubbliche, private, ambulatorie? A chi ti sei rivolta Sì. per questa richiesta? Mi sono rivolta a pronto soccorsi inizialmente in cui non mi hanno voluta visitare e appunto visto che non sono riuscita a farmi visitare nei pronto soccorsi ho chiamato dei medici privati, uno è venuto a casa e appunto mi ha addirittura riso in faccia quando gli ho chiesto del tampone dicendomi ma va, è un'influenza, vai tranquilla, ti sta solo durando tanto. E poi mi sono rivolta all'111 che è il numero della guardia medica e purtroppo ogni volta che si chiama la guardia medica qua si sta in attesa per almeno 40 minuti, attualmente per ore, quindi una persona che sta veramente male magari sta ore al telefono e i sintomi peggiorano, quindi sì, ho provato a rivolgermi veramente a qualsiasi ente pubblico e privato. Lara, adesso come stai? Adesso sto benissimo, per fortuna mi sono ripresa e sono stata veramente male 2 settimane e dopo ho avuto comunque qualche linea di alterazione, adesso sono sfebbrata da giorni, sono comunque rimasta a casa 3 settimane ufficialmente per sicurezza. E quindi ti sei isolata volontariamente? Mi sono isolata, assolutamente. I miei amici mi hanno portato la spesa sotto casa, ho fatto spese a distanza perché per fortuna qua ci sono dei servizi di spesa a distanza che adesso sono tutti bloccati perché ovviamente tutti stanno richiedendo questi servizi, però sono riuscita comunque ad isolarmi per ben 3 settimane. Ieri sono uscita per la prima volta a fare la spesa ufficialmente. E con i tuoi genitori, con tuo papà vi siete sentiti via Skype? È stato tuo papà tra l'altro a segnalarci la tua storia Sì. con una certa preoccupazione tra l'altro. Certo, sì, perché la mia famiglia ovviamente è preoccupatissima, soprattutto quando la febbre mi è salita di molto e nessuno comunque sembrava curarsi della cosa qui e la mia famiglia comunque è stata molto preoccupata e continua ad essere preoccupata e infatti ci siamo messi in contatto comunque con consolato, ambasciata per capire anche come gestire la situazione perché io attualmente vorrei rientrare in Italia perché non mi sento per niente sicura e sono molto spaventata per come hanno gestito la situazione qua, hanno ritardato il lockdown e adesso ci sono tantissimi contagi che secondo me si sarebbero potuti evitare. Tra cui il principe Carlo.
tra cui anche il principe Carlo. Penso sì, stia facendo... Chi altro della famiglia reale adesso? Sta facendo, penso che ci sia parecchio clamore a Londra attorno a questa vicenda. Tra l'altro tutti abbiamo un po' visto dall'esterno le capriole del premier britannico Johnson, prima l'immunità di gregge, poi appunto la chiusura totale, ma come stanno reagendo i londinesi? Sono responsabili? Cosa vedi fuori dalla finestra? Allora, fino a una settimana fa tutti comunque ci scherzavano su, continuavano ad andare al pub, continuavano ad andare a fare le proprie attività in palestra come se niente fosse, non curanti di ciò che succedeva negli altri paesi. E poi quando Boris Johnson ha messo in lockdown il paese, quindi qualche giorno fa, finalmente, secondo me la gente ha iniziato un pochino a capire, perché comunque hanno chiuso un sacco di attività, di negozi, pub, ristoranti, però da ciò che vedo comunque la gente continua ad andare in giro in gruppi, continua ad andare in giro senza mascherina, vedo anziani che passeggiano, bambini che giocano, quindi sì, hanno limitato, ieri sono andata al supermercato e rispettavano le code, ci sono cartelli che dicono di rispettare la distanza, quindi sicuramente le attività stanno gestendo la cosa il meglio possibile, ma le persone, secondo me sta molto al buon senso di una persona, e vedo che comunque molte persone stanno ancora prendendo sotto gamba la cosa, purtroppo. E il volo, hai prenotato un volo, mi dicevi, per i primi di aprile? È stato confermato? Sì, mi hanno confermato questo volo per il 4 di aprile, adesso incrociamo le dita che si riesca a prendere, che tutto vada per il meglio, perché ho avuto un po' di problemi con le prenotazioni, purtroppo il sito ovviamente era in sovraccarico, quindi ci sono stati un po' di problemi, di cancellazioni, ma adesso vedo che stanno aumentando anche il numero di voli nel sito di Alitalia, e quindi ci stanno permettendo comunque di tornare in Italia. Adesso io ovviamente quando tornerò in Italia seguirò tutte le linee guida del sito dell'ambasciata, ovvero contatterò l'ASL della mia regione, mi metterò in autoisolamento, ho già una casa vuota in cui posso stare senza avere contatto con nessuno. La mia speranza più grande è che mi possano fare un tampone per sicurezza quando arriverò in Veneto, perché io non so se ho avuto il virus o non ce l'ho avuto, però comunque farò un viaggio fino ad arrivare in Italia e poi mi sposterò da Roma a Venezia, e quindi vorrei avere anche, io comunque farò il mio autoisolamento assolutamente, ma vorrei anche avere una certezza, se possibile, di stare bene, di non avercelo. Ti chiedo un'ultima cosa, cosa hanno visto e recepito i britannici di quello che sta succedendo in Italia? Secondo me, ora come ora, iniziano a preoccuparsi, perché stanno vedendo che la curva a Londra sta diventando, sta quasi superando quella di Bergamo, e quindi stanno iniziando a preoccuparsi. Fino a poco fa, non dico che ci scherzassero addirittura su, però un paio di settimane fa mi arrivavano le battute sull'Italia, sul fatto che noi ci abbracciamo spesso e quindi è per questo che magari abbiamo il virus, quindi secondo me inizialmente pensavano fosse un problema dell'Italia o magari della Spagna, di altri paesi. Adesso si sono resi conto che tutto il mondo è nella stessa situazione e che purtroppo è un problema reale anche in Gran Bretagna. Quindi diciamo che è cambiato radicalmente anche il loro atteggiamento. Lara, io ti ringrazio per questa testimonianza importantissima, e grazie a voi. Ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo, ovviamente tienici aggiornati. Grazie. Certamente, grazie mille. Grazie mille. In bocca al lupo anche a voi. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Questa era Lara Costantini, veneziana trapiantata da 3 anni a Londra. Avete sentito la sua storia: per 2 settimane, un febbrone da cavallo, la richiesta di tamponi alle strutture sanitarie londinesi, richiesta che è stata rispedita al mittente. Questa quindi è la situazione in Gran Bretagna. Lara è in attesa di un volo che la riporti a casa a Venezia. Chiedo alla regia se abbiamo in linea Lorenzo Maier da Venezia. Non ancora, non abbiamo ancora Lorenzo Maier da Venezia. Quindi manderei in onda, a tal proposito, parlando di italiani all'estero, l'informativa di questa mattina del ministro D'Incà
nell'aula del Senato. D'Incà ha detto: entro il 5 aprile ci impegniamo a riportare in Italia gli italiani all'estero, ma sentiamo il ministro bellunese D'Incà. Il governo sta gestendo una crisi senza precedenti, ci troviamo dinanzi a un'emergenza storica. Stiamo lavorando per garantire il rientro in Italia presto e in sicurezza di tutti i connazionali all'estero che ne fanno richiesta. Dal 10 marzo, data in cui è stato effettuato il primo trasporto da Malta a Pozzallo, al 23 marzo scorso, sono rientrati tramite mezzi aerei ed altri mezzi di trasporto in Italia circa 30.000 connazionali che si trovavano temporaneamente all'estero. Nel periodo compreso tra il 24 marzo e il prossimo 5 aprile, anche grazie al supporto e alla disponibilità degli operatori economici privati, si stima il rientro in Italia di un numero di connazionali compreso tra i 45.000 e i 50.000, prevalentemente tramite vettori aerei e in misura minore mediante pullman. La stima del numero dei connazionali che potrebbero effettivamente entrare in Italia ovviamente è suscettibile di variazione alla luce della differente natura e del progressivo inasprimento dei provvedimenti adottati dalle autorità dei paesi di provenienza al fine di contenere la diffusione del Covid-19. Da ultimo segnalo che il 17 marzo scorso la Ministra delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Salute, ha adottato un decreto che contiene specifiche misure di contenimento del virus ed indirizzate a coloro i quali varcano i confini nazionali. In particolare tutte le persone fisiche che entrano nel territorio italiano tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, devono comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il territorio locale, per essere sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni successivi all'ingresso. In caso di insorgenza di sintomi da Covid-19 vi è l'obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all'autorità sanitaria tramite i numeri telefonici dedicati. Specifiche deroghe sono previste per coloro che transitano o sostano in Italia per comprovate esigenze lavorative e che sono comunque obbligati a uscire dal Paese entro 72 ore dall'ingresso, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore. Tali persone sono comunque tenute a compilare un'apposita autocertificazione. Per i lavoratori transfrontalieri, per il personale sanitario in ingresso in Italia per lo svolgimento di qualifiche sanitarie, ivi comprese quelle previste dall'articolo 13 del decreto legge numero 18 del 2020, per il personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia. Queste le parole pronunciate questa mattina dal Ministro per gli affari con il Parlamento, il bellunese Federico D'Incà. L'impegno c'è. Bisogna riportare gli italiani all'estero che si trovano all'estero a casa. D'Incà ha dato anche delle date precise, la deadline è quella del 5 aprile. Abbiamo sentito prima la testimonianza della veneziana Lara Costantini che ha vissuto una vera e propria odissea, come lei tanti altri veneti che si trovano all'estero e che vorrebbero rientrare a casa, anche perché all'estero la situazione non sempre è rosea sul fronte del coronavirus, è cambiato il clima anche nei vari paesi, è cambiato il clima e lo abbiamo visto in questi giorni anche in Inghilterra. Poco più di una settimana fa si parlava di immunità di gregge, nelle ultime 24 ore abbiamo il caso eclatante della positività del principe Carlo al coronavirus e la preoccupazione che si è abbattuta su tutta la corona britannica a partire appunto dalla regina Elisabetta. E adesso siamo in diretta telefonica, in collegamento telefonico con il nostro Lorenzo Maier da Venezia, che ci aggiorna sulla situazione in città, in laguna, partendo da un fatto di cronaca che è successo ieri sera, complice il forte vento. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Cristian, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori, buongiorno. Ecco Lorenzo, partiamo da quelle immagini che fanno davvero impressione, ce le vuoi raccontare? Le stiamo mandando in onda. Sì, dicevi bene Cristian da studio. Ieri sera all'Lido di Venezia si sono vissute un paio d'ore di grande paura. Il motivo è stato un incendio violentissimo che è divampato in via Bernardino Stranino, in località Telepersia, appunto al Lido di Venezia, e ha divorato una
un'amplissima porzione di terra, un cannetto, proprio dietro la spiaggia che qui chiamano dei Murazzi. Complice il forte vento, le fiamme erano visibili anche da una grandissima distanza, le famiglie sono state trasportate appunto dal vento per chilometri. Fortunatamente, lo diciamo subito, non ci sono stati feriti né danni a cose, a parte appunto quello ambientale. È stata veramente la bravura dei vigili del fuoco che sono intervenuti con 2 automezzi, peraltro in una zona difficilmente raggiungibile, perché possiamo chiamarla di sterpaia, che complice il forte vento, nonostante il vento spingesse contro le fiamme, i vigili del fuoco sono riusciti, utilizzando appunto apposite maschere autoprotettive, i respiratori, a domare l'incendio, che ha prodotto una densissima colonna di fumo che ha allarmato centinaia e centinaia di persone. Possiamo parlare tranquillamente di un pericolo scampato. Fortunatamente le fiamme sono divampate in una zona lontana dalle case, dalle abitazioni, anche se tantissima gente, dobbiamo dirlo, appunto richiamata dall'acre odore di fumo e dalle famiglie, è scesa in strada per vedere cosa stesse succedendo in una situazione che, come sappiamo, è già di grande preoccupazione. Per fortuna i vigili di fuoco sono stati veramente molto bravi, con grande professionalità sono riusciti a domare le fiamme in circa 2 ore. Ora si attende di capire come mai, quale sia stata l'origine dell'incendio. Ovviamente non è esclusa nessuna ipotesi al momento, potrebbe trattarsi anche di un semplice mozzicone di sigaretta che abbia in maniera così involontaria innescato le fiamme, però non è esclusa nemmeno purtroppo l'origine dolosa, cioè che qualcuno volutamente sia andato in una zona che è una zona di passaggio, ma per il passaggio stradale, ma non è frequentato, non ci sono attività all'interno, e abbia voluto fare una bravata che poi sia degenerata. Ecco. Per fortuna possiamo parlare di uno scampato pericolo. Assolutamente, Lorenzo. Resta l'emergenza poi, questa è la cronaca e ti ringrazio per questo aggiornamento puntuale, ma resta la cronaca dell'emergenza coronavirus. Ti chiedo sul fronte veneziano com'è la situazione, quale continua a essere la reazione dei veneziani di fronte anche a questa curva in ascesa, di fronte a questi numeri che comunque crescono inesorabilmente? Diciamo che la preoccupazione ovviamente è molto alta, anche perché l'età media della popolazione è piuttosto avanzata. Ha detto bene il governatore Zaia, ha detto bene la nostra collega Ilaria Marchiori, che ha seguito la conferenza stampa, avete detto bene voi da studio, non dobbiamo abbassare la guardia. È chiaro che qui si percepisce molto, oltre che l'emergenza sanitaria, anche la preoccupazione per un aspetto economico in caduta libera al momento, purtroppo, anche perché, come abbiamo detto più volte, dovremmo essere insomma alla vigilia della buona stagione, ecco, della ripresa per Pasqua, e qui non solo non si vede la luce in fondo al tunnel, ma non si sa neanche ovviamente per quanto questa situazione di emergenza durerà ancora, per cui anche le piccole attività, di cui comunque il centro storico di Venezia, quindi la città storica e le sue isole, hanno una presenza importante di piccole attività che comunque continuano con il commercio. Alcuni dicevano in questi giorni giustamente che è un po' una situazione di emergenza, ha fatto riscoprire i negozi di vicinato, insomma è un po' il riscatto delle piccole attività, però le piccole attività al momento tengono aperto soprattutto anche per garantire un servizio sociale con pochi guadagni, e quindi c'è la preoccupazione anche di poterle preservare, perché con pochi guadagni, e se non si interviene, purtroppo si sarà costretti a chiudere. Poi qui ne approfitto per porre un quesito che ci è stato posto a nostra volta da un gruppo di operatori sanitari veneziani.
non riguarda il Veneto, o meglio, non riguarda solo il Veneto, ma è un interrogativo che ci è stato posto appunto qui dagli operatori sanitari del centro storico e che darà da discutere anche nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Dunque questo gruppo di operatori si domandava come mai per esempio ai calciatori di cui leggiamo, insomma, è stato garantito il tampone in maniera veloce, abbiamo letto, stiamo seguendo anche di quarantene di società importanti come per esempio l'Inter e la Juventus che hanno dovuto affrontare per preservare gli atleti, e questo tampone sia stato garantito per questa fascia di popolazione, diciamo, per così dire, possiamo chiamarla agiata, o comunque che ha delle possibilità economiche del sistema sanitario nazionale, invece per coloro che combattono tutti i giorni in prima linea l'emergenza, come appunto gli operatori sanitari, la cosa non è stata garantita, o perlomeno non è stata assicurata con uguale velocità. Questo è un po' un interrogativo a cui io non ho saputo dare una risposta precisa, ma che penso di girare, perché credo che possa essere uno spunto di discussione, anche di approfondimento con il governatore, anche se lo ripetiamo il discorso è su scala nazionale, e con tutti coloro che si occupano della nostra sanità. Certo Lorenzo, è uno spunto assolutamente interessante da prendere in considerazione e lo rigireremo a chi di competenza. Grazie mille Lorenzo Maier da Venezia. Grazie Lorenzo, buon lavoro. Grazie mille a voi, buon lavoro. Adesso per noi c'è un momento di pubblicità. Di nuovo insieme per raccontarvi questa ennesima giornata di emergenza sul fronte coronavirus. Lo abbiamo fatto facendovi sentire tante voci da Roma, dove il Premier Conte ha relazionato al Senato della Repubblica annunciando nuove misure, un nuovo decreto da 25 miliardi di euro. Da Venezia, dove si è riunito il comitato di crisi, l'unità di crisi a Marghera, con il consueto punto stampa del governatore Zaia che è ritornato sulle cifre che sono in costante crescita, poi le vedremo in chiusura di telegiornale, le rivedremo. Zaia che ha attaccato l'Europa e la mancanza soprattutto di una politica unitaria, e ha ricordato ai veneti di rimanere in casa, di limitare il più possibile le trasferte, anche quelle essenziali, verso i supermarket e le farmacie, pena l'adozione di un ulteriore provvedimento restrittivo. Ma Zaia dice: non vorrei arrivare a tanto, facciamo prevalere la responsabilità e il buonsenso. Abbiamo sentito poi l'assessore regionale Elena Donazzan, l'assessore regionale al lavoro, che ci ha dato un numero impressionante che è diramato proprio in questi minuti. 20.000 posti di lavoro, tanti sono i posti di lavoro persi in Veneto a causa dell'emergenza coronavirus. E questo in tutti i comparti, dal turismo alla meccanica, passando per l'edilizia. Vi abbiamo dato conto di tutte queste voci istituzionali e anche voci di persone comuni, di italiani all'estero. Abbiamo sentito la storia di Lara Costantini. C'è poi un'altra categoria che è sempre sul fronte, che è sempre in trincea, ed è quella dei sindaci. A tal proposito vi mostro un video che a suo modo è diventato virale in rete, non solo nella Marca, del sindaco di Riese Pio X Matteo Guidolin. Questo è il video con messaggi molto chiari e precisi.
Forza Riesini, forza tutti in realtà. Questo il video del sindaco Matteo Guidolin di Riese Pio X. Siamo alle battute conclusive. Vi ricordo il conto corrente della Regione del Veneto per donare. Oggi Zaia ha detto che siamo arrivati a circa 13.800.000 euro di donazioni, una cifra impressionante, fatta di tante grandi donazioni, per esempio quella di Ennio Doris di Banca Mediolanum, ma anche di tante donazioni da 1 euro, 5 euro, 10 euro, tutti a seconda delle loro possibilità. Combatti il coronavirus con la solidarietà, l'IBAN lo vedete in sovraimpressione, ve lo mandiamo più volte al giorno, la causale è sostegno emergenza coronavirus intestato a Regione del Veneto, l'appello è ovviamente quello a donare. Questo l'IBAN della Regione del Veneto, quando i casi sul territorio regionale sono arrivati a quasi quota 7.000, 6.935 per l'esattezza, un aumento in 12 ore di 353 casi, 17.457 gli isolamenti domiciliari, quindi le persone che si ritrovano barricate in casa perché o entrati in contatto con soggetti di coronavirus o perché appunto affetti da coronavirus ma asintomatici o con sintomi lievi. 14 nuovi i decessi, con la maglia nera che va a Vicenza, al Vicentino 7 casi, 1 a Bassano, 6 al San Bortolo di Vicenza, 326 i posti occupati in terapia intensiva, 8 in più rispetto al bollettino precedente, e le terapie intensive sono ovviamente la priorità del sistema Veneto e della task force che è stata istituita in queste settimane. Questo lo stato dell'arte. Per tutti gli aggiornamenti ci ritroviamo alle 17:30. Buon proseguimento di giornata.